Una buona giornata a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, lunedì 22 maggio. Oggi avremo due ospiti dalle 7:30 alle 9, Danilo Slocar della Lega, Giorgio Sclip della lista Russo Punto Franco. Dalle 9 alle 10 il sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec con noi. Oggi avremo dei collegamenti dalla manifestazione fuori dai cancelli della Varzila per andare a monitorare lo stato di agitazione dopo i tavoli romani e non solo, dove ci sono le trattative in corso per il passaggio dello stabilimento di Bagnoli della Rosanda, chi subentrerà al posto di Varzila Italia e le offerte che sono giunte in questo momento all'advisor, con poi una delle due di cui abbiamo raccontato nei giorni scorsi che si è già defilata. La regione, i sindacati, le stesse maestranze di Varzila chiedono un impegno più serio rispetto a quanto visto sino ad adesso, motivo per il quale oggi ci sarà un momento di sciopero fuori dai cancelli che testimonieremo in diretta nel corso di questa trasmissione. Pagina meteo per cominciare la rassegna stampa. Fino a oggi sulla regione ci saranno correnti orientali in quota mediamente secche. Martedì le correnti ruoteranno più da nord e saranno più umide e instabili. Le previsioni per oggi indicano al mattino prevalenza di bel tempo con cielo sereno poco nuvoloso, pomeriggio maggior nuvolosità in montagna e non sono esclusi isolati rovesci anche temporaleschi che potrebbero interessare più marginalmente anche la fascia pedemontana. Soffierà bora moderata sulle zone orientali nella prima parte della giornata. Le temperature massime saranno piuttosto alte, specie in pianura. Le minime fra i 17 e i 19 gradi, le massime 23-26 gradi centigradi. Per domani, martedì 23, cielo in prevalenza, poco nuvoloso con velature su pianura e costa e montagna, maggior variabilità. Dal primo pomeriggio saranno possibili rovesci sparsi e qualche temporale sulla zona montana in pianura, con minor probabilità verso la costa. Le temperature massime saranno piuttosto alte, specie in pianura. Per domani 17-20 gradi le minime, 21-24 le temperature massime. Adesso andremo a vedere i titoli del piccolo di oggi, poi per le notizie nazionali e estere andremo invece a vedere tutto ciò dal Corriere della Sera. Partiamo dal piccolo. Meloni visita i luoghi del disastro, la vediamo qui in foto mentre stringe la mano a una persona intenta a pulire e ad arginare l'ondata di fango e di detriti che si sono accumulati nelle zone colpite dall'alluvione e l'impegno del governo per aiutare l'Emilia Romagna. Il futuro dello shipping, vertice dei porti a Trieste, dai traffici ai cantieri del PNRR, a confronto i protagonisti della crescita. Tutto questo oggi all'Adriatic Sea Summit, nell'inserto centrale del piccolo che vedremo tra poco. Il governo, Rixi, in arrivo le nuove norme su concessioni e piani regolatori, l'intervista a Folgero, AD della Fincantieri, svolta di Fincantieri su navi digitali e zero emissioni. Queste le sue parole. In Giappone, al G7, il dolore di Zelensky, l'Ucraina come Hiroshima. Il reportage Bakhmut in mano alla Wagner, Kiev ce la riprenderemo, continua il conflitto e le due fazioni si scontrano sui territori più caldi. La cronaca, Varzila ammette IMR ha interrotto le trattative, a pagina 7 i dettagli del caso. Esami di maturità, iniziata l'attesa per 1624 studenti, poi presidio e i 150 controlli in piazza Goldoni, con l'area che diventa più vivibile. Primi tuffi a Barcola, ha revocato il divieto della balneazione, i batteri rientrano nella norma, e poi la cultura, Rossana Lutazzi, la mia vita con l'elio. C'è anche un anniversario festeggiato, Coop Spazzacamini che festeggia i 100 anni. I 100 anni di attività. Come detto, ora le notizie nazionali ed estere le guarderemo dal Corriere della Sera, per andare a vedere innanzitutto i titoli della prima pagina. Romagna, piano per gli aiuti, Meloni tra gli alluvionati, possiamo rinascere forti, useremo anche i fondi dell'Unione Europea, ancora 26.000 sfollati, subito 100 milioni, Bonaccini, servono rimborsi al 100% come per il terremoto, dice. La doppia partita in Europa, scrive Angelo Panebianco, pace e difesa. E quindi il Corriere della Sera con il TG La 7 hanno aperto un IBAN per un aiuto alla Romagna, ma di questo
poi lo si trova anche nel web e tante anche realtà del volontariato si stanno spendendo per le donazioni in favore dell'Emilia Romagna. La caduta della città simbolo, siamo alla guerra in Ucraina, Bakhmut ai russi, Zelensky amaro, solo macerie come a Hiroshima. Poi la storia, il caso trevigiana, 23enne in cella da settimane, l'ultimo video in hotel, il mistero della hostess arrestata in Arabia. 3 uomini e un'auto che sfila via veloce nel traffico di Jeddah in Arabia Saudita, telefono spento, nessuna traccia. Un ultimo video ritrae Ilaria De Rosa, 23 anni, di Treviso, durante l'arresto di 2 settimane fa. Lavora come hostess per la compagnia aerea Avion Express della Lituania e all'inizio di maggio alloggiava in un hotel nel centro della città araba in attesa del volo di rientro. Mistero fitto sull'azione della polizia e sulle accuse che le sarebbero contestate. Si è mossa subito la Farnesina. Questo è il volto, questo è il caso, ancora avvolto molto nel mistero. L'intervista a Berlusconi, sì, è stata dura, ho sentito affetto, rinnovo il partito, si è affidato al cielo, ai medici e agli affetti più cari, alla moglie Marta e all'amore per il suo popolo. Sì, è stata dura, ammette Berlusconi, ma sono sempre stato fiducioso. E poi dice: abbiamo molte cose da fare e continuerò a farle, come sempre, alla guida di Forza Italia. Renzi, se vuole, venga dalla nostra parte, dice Berlusconi sulla politica nazionale. Poi ancora Grecia, Mitsotakis vince e pensa a un nuovo voto, le elezioni, il successo dei conservatori. E poi Alessandro D'Avenia che scrive: ora vorrei tornare nel suo articolo che chiude la prima pagina e che sviluppa i commenti di attualità. Qui c'è gente orgogliosa che vuole ricostruire Meloni nell'area tra Forlì e Ravenna, senza telecamere a seguito, il dialogo con volontari e abitanti, gli abbracci e qualche contestazione per la sua presenza nei luoghi dell'alluvione. Un aiuto subito, gara di generosità per le zone colpite. Come detto, si muovono i gruppi, in questo caso il gruppo del Corriere più la 7. Pronta la roadmap, subito 100 milioni, poi l'uso dei fondi dell'Unione Europea ma non dal PNRR. Sul tavolo di Palazzo Chigi la richiesta della Regione di oltre 1 miliardo. Gli indennizi e l'ipotesi di moratoria fiscale fino al 31 di dicembre. Ci sono ancora foto della presenza di Meloni qui in compagnia del governatore Bonaccini per il punto sulla situazione, su come e dove intervenire in Emilia Romagna. La situazione, primi segnali di ritirata dell'acqua, ma c'è il pericolo degli smottamenti, oltre 300 frane attive, il meteo resta incerto e a Torino chiusi i murazzi per la piena del Po. La ricostruzione per agricoltura e trasporti, i tempi e i costi per tornare alla normalità nei campi, i frutti sugli alberi serviranno 5 anni, è stato detto dagli esperti. Le strade, droni e laser scanner per riaprire presto, andando a monitorare le strade percorribili, quelle che invece non sono agibili. Poi gli allevamenti, ci metteremo mesi, ma se ne avremo la forza, riguardo ai tanti capi di bestiame che hanno subito anche loro l'alluvione, sono morti o si sono ammalati. Così abbiamo salvato la città, ma dietro Ravenna c'è un lago. Si legge dal titolo con tanto di virgolettato. De Pascale del PD, ci servono più idrovore, non è finita la visita della Premier, ho apprezzato la sobrietà, ha detto dall'opposizione anche in questo caso una stretta di mano che vuole portare al bene e non alla demagogia. Romagna mia è un inno che dà forza e speranza, Mirko Casadei è la canzone simbolo proprio sull'Emilia Romagna. Poi gli scarriolanti e la lotta alle paludi, 1 secolo e mezzo di ingegno e sforzi, la storia delle bonifiche in regione, quando si utilizzavano mezzi dell'epoca, ma la voglia di ricostruire e di rimboccarsi le maniche c'è sempre. Andiamo avanti, superando le pagine di pubblicità, la storia ancora dell'alluvione in Romagna, il borgo tagliato fuori dal mondo, noi 400 prigionieri delle frane. Aranchio, carreggiate invase da fango e detriti, manovre sullo strapiombo per affrontare i tornanti. Vediamo i volontari e le persone in difficoltà. Alessandri, Tecnogym, c'è voglia di normalità, stiamo già ripartendo, la stagione è alle porte, l'imprenditore dice tante spiagge hanno riaperto, con lo sguardo a quella che è una stagione turistica che con gli introiti economici
può in qualche modo aiutare poi le categorie a risollevarsi economicamente dal disastro. La conquista delle macerie, qui siamo invece alla guerra in Ucraina, dopo oltre 7 mesi e 70.000 vittime russe, gli uomini di Prigozhin catturano Bakhmut. Zelensky dice non c'è più niente, è nel nostro cuore. Qui la foto del prima e del dopo con i bombardamenti che hanno tolto anche gli alberi alla zona del conflitto. E Mosca incrimina il giudice italiano. La provocazione. La Russia ha annunciato ieri di aver incriminato in contumacia 2 magistrati della Corte Penale Internazionale con sede all'Aia, il procuratore britannico Karim Khan e il giudice italiano Rosario Salvatore Aitala. Il comitato investigativo russo ha fatto sapere di aver aperto un'indagine su altri 2 giudici della CPI. Secondo Mosca, Rei di aver emesso il mandato di arresto contro il presidente Putin per crimini di guerra, ma che finora le indagini hanno raccolto abbastanza prove per incriminare Karim Khan e Salvatore Aitala. Intanto questi 2 i nomi che la Russia ha divulgato. Costruire una federazione di stati per dar vita alla pace perpetua è ciò che scrive Sergio Romano oggi nel Corriere della Sera. Biden porta a Zelensky gli F-16 e promette il disgelo alla Cina. Il presidente statunitense dice mi ha assicurato che non li userà in Russia. Pechino protesta con Tokyo, ipotesi Otranto per il futuro G7 in Puglia, intanto come luogo per l'incontro delle nazioni. L'Italia non ha questi jet, i nostri addestratori formeranno i piloti di Kiev, l'ipotesi di utilizzare gli istruttori nelle basi NATO. Non c'è la strumentazione ma c'è il know-how per l'Italia, per il suo contributo. Le parole di Berlusconi: ho sentito verso di me un affetto commovente, ora rinnovo il partito, ha detto l'ex premier dopo le dimissioni dal San Raffaele, parlando di se stesso e di Forza Italia. Poi all'estero trionfo di Mitsotakis che doppia Syriza, terremoto politico, ora un mandato pieno. Grecia, il premier punta a tornare al voto per governare da solo. Siamo alle elezioni in Grecia con il cambio di passo. La Moldova a Milano, volevamo dividerci ma noi siamo europei, è stato ribadito dal palco. Ancora titoli, terzo polo sulla politica, l'ora dei pompieri, fermiamoci, siamo ancora in tempo. I gruppi restino uniti ma non possiamo farci ridere dietro, dice Paita di Italia Viva, contro di noi attacchi in stile grillino. E quindi attraverso le pagine del Corriere si va a capire come a livello politico dal terzo polo la scissione fra Azione e Italia Viva, più che altro le vedute differenti fra Renzi e Calenda, stanno portando diversi problemi e talvolta imbarazzi fra i deputati eletti con il terzo polo. Torniamo all'interno del piccolo per andare a vedere invece le notizie della regione, e partire da Varsila. La missione dell'azienda IMR ha interrotto le trattative per Trieste. Dopo la smentita e la controreplica, i finlandesi chiudono il caso ma tirano in ballo informazioni condivise con l'advisor. Sul tavolo ora resta solo la start-up H2 Energy. Qui vediamo uno dei motori in fase di carico sulla nave che poi trasporterà questi motori prodotti a Bagnoli della Rosandra all'estero. Le parole della politica dall'assessore regionale al lavoro Rosolen, la trasparenza, infatti l'assessore Rosolen ribadisce l'inadempienza di Varsila rispetto all'accordo firmato a novembre e la preoccupazione perché dopo il confronto dell'anno scorso con il ministro Giorgetti per la seconda volta l'azienda non è trasparente nei rapporti con il governo. Se da 25 interessamenti siamo giunti a avere una sola ipotesi, qualcosa non ha funzionato. Ora il ruolo delle istituzioni deve essere ancora maggiore. Parla anche la senatrice del PD Tatiana Roitz. Varsila sta facendo un gioco pericoloso, così la senatrice, secondo il quale a questo punto il governo deve davvero prendere in mano le redini della trattativa come era previsto negli accordi e andare a un confronto diretto con la società. Dice anche Panizzutto della Lega,
che segue a quanto già abbiamo illustrato le parole di Panizzutto. Il deputato della Lega critica la senatrice Reuss per la sua richiesta di un ruolo diretto del ministro Giorgetti nella crisi, dimostra di non conoscere la vertenza e la composizione dell'attuale governo, che vede Giorgetti al MEF e Adolfo Urso al Ministero delle Imprese. Non si preoccupi la senatrice, Regione e Governo hanno ben chiaro da farsi sulla situazione di Varsila, ha detto Panizzutto. Stamattina i lavoratori in assemblea ai cancelli, basta con i tatticismi in concomitanza con lo sciopero. Stamattina i lavoratori di Varsila terranno un'assemblea in sciopero per essere aggiornati dai sindacati su quanto successo al Ministero e sull'uscita di scena di IMR. La discussione verterà sulle prossime forme di mobilitazione, senza escludere che torni il gazebo a presidio di cancelli, simbolo della resistenza alla chiusura dell'impianto, quello che abbiamo visto proprio fuori dallo stabilimento e che ha fatto sede fissa. Andiamo avanti con le notizie della regione e non solo. Da Trieste a Pantelleria per curare i migranti, né barconi né scafisti, qui arrivano a gruppetti. Il medico Vincenzo Livia, volontario con la Onlus SOSAN, su richiesta del comune siciliano, aiutiamo anche i residenti. L'isola dista solo 70 km dalla costa tunisina, piccoli scafi con a bordo famiglie o amici dopo una navigazione a vista. I dottori del sodalizio si pagano le spese di viaggio e fruiscono di una mensa. La Croce Rossa fornisce un'auto per gli spostamenti, anche i vigili del fuoco per le strutture temporanee in quello di Lampedusa e non solo. A Trieste maturità, la carica dei 1624 via il conto alla rovescia, ecco i dati scuola per scuola, in corso nei vari istituti triestini le simulazioni in vista dell'esame di Stato. E già impazza il tototracce per l'italiano fra Manzoni, scienza e Ucraina. Come ogni anno si va a cercare di capire quale potrà essere la traccia di italiano, la prima prova che accomuna tutti gli istituti, poi ognuno di questi declinerà in base al proprio indirizzo invece le prove successive. Dal Petrarca al Gotha, la parabola di Giulia, la super traduttrice delle lingue classiche, il successo nel prestigioso Certemen Florentium, 33 anni dopo il suo insegnante, ultimo triestino a primeggiare. C'è tempo fino a fine maggio per le preiscrizioni ai corsi serali. Sul sito del Volta le informazioni sull'organizzazione, la frequenza e su come ottenere il riconoscimento degli anni già portati a termine. Intelligenza artificiale, Da Vinci terzo a Cuneo nel contest nazionale, risultato ottenuto dalla quarta indirizzo SIA del comprensivo con Carli e Sandrinelli. Andiamo ad altro adesso. Degrado in via Bonomo, il comune gioca la carta degli educatori di strada. 2 operatori sociali con un camper attrezzato e supporto della SUGI tenteranno di intercettare le situazioni di disagio. Qui la zona in cui si concentrano le problematiche. Nella foto del piccolo, in quella scalinata in fondo, in questo tratto di strada dove solitamente si ritrovano gruppi di ragazzi ma con pratiche non del tutto condivise anche dalla residenza. Rigenerazione urbana, l'ex Maddalena, chiusa la prima fase del progetto MadLab, l'iniziativa è promossa da Adesso Trieste per una gestione partecipata del rione. Poi oltre 150 controlli in piazza Goldoni con il presidio delle forze dell'ordine, la presenza a turno di polizia e carabinieri ha riportato più serenità in zona, teatro di risse e spaccio. L'operazione congiunta fra le forze dell'ordine che hanno talvolta poi anche incontrato i cittadini e controllato alcune persone per anche far capire come il senso di sicurezza in quella zona sia attenzionato dalla questura e non solo dalla questura, anche dai carabinieri. Vane ricerche, burocrazia, dolore. Un anno fa spariva Rafael Rinaldi. Il 22 maggio dell'anno scorso sui monti sopra Cogne si persero le tracce del fisioterapista triestino. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Il caso di un anno fa nelle montagne sopra Cogne spariva il fisioterapista triestino Rafael Rinaldi. Le lunghe e complesse ricerche organizzate dai soccorritori e dai familiari a più riprese non hanno mai portato a nulla. Accanto invece leggiamo batteri nella norma, revocata Barcora il divieto di tuffarsi, le nuove analisi dell'ARPA hanno certificato il rientro dei valori nei limiti previsti dalla legge. Il caso dunque
è rientrato e ieri Barcola, grazie al meteo favorevole, ha vissuto una giornata che si avvicina a quelle estive. Andiamo poi a una pagina curiosa con proprio le prime pagine del Piccolo di anni fa, sia prime pagine che pagine interne, per la celebrazione della cooperativa Spazzacamini che compie 100 anni. È nero ma porta bene da un secolo, viene scritto, la Coop Spazzacamini compie 100 anni, mercoledì prossimo sarà il giorno della festa a 3 cifre per gli eredi degli artigiani che lavoravano armati di Forbis e Ciamperlin. Qui lo vediamo nelle foto del Piccolo, sulle orme del Palladio, l'uomo nero che porta fortuna, in una delle pagine del Piccolo di diversi anni fa, e poi anche gli inserti, un'immagine del 1928, una del 1980, le acrobazie sui tetti oppure con i mezzi in dotazione, poi il gruppo di lavoro in una foto dell'anno scorso, in questa immagine in basso a destra, con spunti molto più attuali di chi lavora ancora nel settore. La storica Galleria Rossoni si rifà il look trainata dal nuovo Ticket Point, oltre ai fori nel tunnel in primo piano si rivitalizza fra attività culturali ed eventi. Primo atto, la mostra in corso di progetto riabilitazione, il Ticket Point al posto dell'ex libreria Svevo, qui rimodernato con pannelli e strumenti nuovi. Andiamo a vedere il titolo dell'inserto che è oggi presente all'interno del Piccolo: il futuro dello shipping, l'Adriatic Sea Summit, il Mar Mediterraneo diventi un laboratorio di crescita e di occupazione. Ci sono diversi spunti, i porti, riparte il cantiere della riforma con il nodo della governance, ma anche le regole per le concessioni e piani regolatori, le priorità che il governo vuole applicare al mondo della portualità. Meno emissioni, più sicurezza, le autostrade del mare accelerano, l'Europa indica la rotta. I Paesi membri devono impegnarsi a privilegiare l'uso delle flotte navali. L'Italia è fra i Paesi leader, ma servono incentivi per consentire allo short sea shipping di poter crescere, non solo dal punto di vista economico, ma anche dell'impatto ambientale. Cantieri miliardari, porti italiani alla sfida del PNRR, il piano destina molte risorse alla logistica, ma i tempi sono stretti, sono molto stringenti. Qua è una bella veduta di Trieste che punta verso le rive, l'area portuale la vediamo appena alle spalle nel riquadro della immagine. Crociere, il mercato è in netta ripresa, all'appello manca il porto di Venezia. I traffici nell'Adriatico risentono del divieto introdotto dal governo Draghi nell'estate del 21. Trieste e Ravenna continuano a scalare la classifica grazie alle scelte dei big del settore. Traffici in crescita, il porto è in salute, dice Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'autorità portuale scusate, di Venezia. Nel corso del 2023 torneremo ad avere 300 navi da crociera. Puntiamo al 1.000.000 di turisti nel 2027. Ravenna punta 3 miliardi sul porto, diventeremo un hub internazionale, e quindi Folgero di Fincantieri pronta alla svolta delle navi digitali e a zero emissioni. L'amministratore delegato del colosso cantieristico che ha dunque delineato la strada che guarda all'ambiente con le nuove navi a propulsione non inquinante. Dalla Polonia fino al Mar Baltico, Otamarocchi sbarca in nuovi mercati. In 3 anni l'azienda leader nel trasporto container è cresciuta del 40%, portando a 24 il numero delle unità locali. In foto Oscar Zabai, presidente di Otamarocchi, azienda nata a Trieste 37 anni fa, una delle aziende che lavora da tanti anni in silenzio, ma che sviluppa volumi e traffici molto importanti per il territorio. Torniamo alle notizie della cronaca del Piccolo, ma ci spostiamo di comune, andiamo a Muggia, Bar del Verdi pronto fra un mese, cicchetteria all'ex pescheria. De Marco, amministratore della società che si è aggiudicata la doppia gestione sul Mandracchio, prodotti del territorio e pescato del Golfo, socialità a teatro, questa è la ricetta per il rilancio dell'area. Il concorso Callinfiore riempirà di colori il centro, un'ottima occasione per migliorare il colpo d'occhio del centro storico e delle vie vicine, che renda sempre più il cittadino non solo partecipe ma anche protagonista di una comunità
magari diventando un appuntamento caratterizzante per Muggia, lo ha detto il sindaco Polidori relativamente alla presentazione della prima edizione del concorso Calli in Fiore, iniziativa che è stata ideata dall'assessore Pantaleo con la collaborazione della Pro Loco Muggia APS che ne curerà l'organizzazione. L'iniziativa è totalmente gratuita, prevede premi in buoni spesa e avrà l'obiettivo di coinvolgere cittadini e attività del centro storico, soprattutto il centro storico. Il concorso è aperto a tutti gli abitanti, associazioni e pubblici esercizi con esclusione dei professionisti del settore florovivaistico. Per il vice sindaco del Conte attrarrà i turisti, le iscrizioni si sono aperte lo scorso 20 maggio e si chiuderanno il 15 di giugno. Andiamo alla pagina successiva, quella delle segnalazioni del Fino Verte Dementia Friendly per i più fragili, e poi la denuncia: recisi 2 alberi tagliati giorni prima. E siamo a vedere queste immagini, i 2 grossi alberi capitozzati il 6 maggio scorso nel parco dell'ospedale infantile Burlo Garofalo sono stati infine abbattuti per intero, forse sabato 13, un'esecuzione capitale in 2 fasi, in barba al periodo di nidificazione. Negli ultimi mesi in quel parco ne sono stati soppressi una decina, lo rileva Paolo Radivo con questa segnalazione. Poi anche gli animali acquatici parlano emettendo i suoni, qui una megattera che esce dal specchio acqueo prima di reimmergersi. Gli auguri di oggi a Manuela per i suoi 50, Sandro, da parte di Sandro, Simone e Siria, e anche i 90 anni di Gina. Poi la panchina sequestrata dal bar, lo dico al piccolo: passeggiare in centro può essere difficile e fastidioso, afferma la lettrice Alida Ricci, che vi è una serie di immagini in merito a quella selezionata e pubblicata sopra. Si chiede amaramente: ma per sedersi sulla panchina bisogna pagare la consumazione? In merito al fatto che queste sedie, questi The Horse, siano appoggiati a una panchina di pubblica fruizione. Il festival, protagonisti a San Giusto i vini ambrati di 40 produttori italiani ed esteri, con il Lumber Wine Festival che ha avuto luogo come sempre a San Giusto. In questi ultimi minuti vediamo qualche titolo sportivo. Triestina, i voti più alti vanno ai difensori, protagonisti nel ritorno Benefelici e Celeghin, tra i bocciati Ghislandi, Mastrantonio, Sarseputtini e Minesso. Rocchetti in crescita rispetto all'andata, sufficiente Mbakogu che è arrivato a gennaio. Questo che vedete è Mattia Felici, che ha giocato tutto l'anno con la casacca della Triestina, a corrente alterna, ha avuto anche una squalifica che lo ha tenuto lontano dai campi circa un mese, considerato uno fra i più positivi di questa stagione. La Triestina femminile vince 3-2 contro il Lebowski e Salvezza. La Labardate fanno sorridere il Rocco, la vittoria sul Lebowski e Salvezza per le ragazze allenate dall'allenatore Fabrizio Melissano. Basket, Trieste alla ricerca del nuovo general manager, rumors su Trovato e Portaluppi, non ci sono stati contatti tra la società del presidente Di Meo e i 2 dirigenti, in corso ancora le valutazioni e la scelta potrebbe non arrivare entro la settimana, è stato detto, fase di studio per le mosse del mercato dirigenziale. Lo Jadran a Jesolo perde la chance per andare in finale decisiva gara 3, qui Carlo De Petris dello Jadran in foto. Il basket femminile col Futurosa, c'è un progetto sostenibile grazie al vivaio e a una rete di aziende, in foto il coach Alessio Scala. Ancora basket, Pontoni cede in gara 4, ora la Bella a Padova, Contovel grande impresa, la Servolana si salva e la Dinamo va in finale. In velocità altri risultati, intanto Serie A con il rigore trasformato da Immobile che basta alla Lazio per battere l'Udinese a Udine, 0-1 fra Udinese e Lazio, con i biancocelesti che cercano di tenersi stretti i posti per la Champions League del prossimo campionato, della prossima stagione. Inzaghi per l'Inter fa il turnover, il Napoli si concede un'altra festa, 3-1 del Napoli al Maradona contro l'Inter che ha la testa tutta proiettata verso la finale di Champions del 10 giugno contro il Manchester City, una gara assolutamente difficile, quella della finale di Champions da affrontare. La classifica di Serie A, oltre al Napoli che ormai sappiamo ha vinto lo scudetto con ampio margine e anticipo, in seconda posizione la Juventus, posizione che
potrebbe essere temporanea in virtù delle decisioni della Procura federale. Poi la Lazio a 68 punti, l'Inter a 66, il Milan a 54, l'Atalanta a 61, Roma a 59 e a scendere Monza, Bologna, Torino, Fiorentino, Udinese, Sassuolo, Empoli, Salernitana, Lecce, Spezia. Le ultime, Verona, Cremonese e Sampdoria, queste ultime due già aritmeticamente retrocesse in Serie B. Poi ancora per il calcio, colpo, Victoria, San Lorenzo, ora la finale con l'Azzurra e dopo 120 minuti l'Opicina batte l'Audax e sogna ancora la prima. Noi dobbiamo fermarci per la pubblicità, ci sono altri articoli anche sportivi e i risultati delle altre squadre all'interno del quotidiano locale. Noi ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, il lunedì 22 maggio sono le 7:35 in compagnia di Danilo Slocar della Lega, ben ritrovato. Buongiorno a tutti quanti voi e a te Bernardo. Siamo in attesa di Giorgio Sclip, lista russo Punto Franco, arriverà tra un attimo, ho avvisato che proprio è in arrivo. Intanto Slocar, le prime pagine della sezione locale si concentrano giustamente su Varzila. Oggi c'è anche questa manifestazione che noi seguiremo in diretta, lo ribadisco, lo rilancio una volta ancora, attorno alle 9 proprio in collegamento con Gianluca Paladin dai cancelli di Bagnoli della Rosandra, perché c'è chi dice che c'è una melina in questa trattativa che non sta portando a un clima sereno, soprattutto nell'ambiente operativo, cioè chi lavora proprio all'interno dello stabilimento. Sappiamo perfettamente che quando uno perde il lavoro perde metà della propria vita, se non di più. Perché non è solo lui, è la famiglia, i figli, i nipoti. La tenuta economica, i progetti. Sì, ma al di là delle ricadute che possono essere sul territorio. Sì. Semplicemente per la persona che è impiegata, lavoratore, operaio, quello che è, si trova in quel momento assolutamente spaesato. E non solo, prospettive, con questa azienda abbiamo visto come si è comportata fino adesso, non è che si sia comportata in maniera migliore. Devo però riconoscere una cosa, che noi abbiamo tutti quanti remano da una stessa parte, parlo dei lavoratori, parlo dei sindacati, delle istituzioni in generale, dei lavoratori, e quindi direi che sotto questo aspetto sono molto fiducioso, tenendo conto che Trieste è una città in grande spolvero in questo momento, anche sotto l'aspetto industriale. Credo che arriveremo sicuramente a una quadratura del cerchio, come dicono quelli che sanno, e anche se i tempi non c'è una certezza, però la certezza c'è che quei lavoratori sono persone formate, sono persone impiegati assolutamente preparati, e quindi credo che in questo momento la carenza di manodopera qualificata è tale che in qualche modo qualche azienda nel tempo, in un lasso di tempo relativamente credo breve, si farà avanti. Il problema è dove, no? Probabilmente, cioè ma io penso gente che, specializzata del territorio, ma io parlo persone, centinaia di persone potrebbero trovare una linea simile a quella che hanno già iniziato, però a Trieste poco. Ma io credo che invece ci sia? Sì, ma non solo, ma oggi un operaio formato ed utile, cioè si sta a adeguare, la tecnologia e un po' tutte le cose, si stanno a adeguare alla realtà lavorativa. Io non la vedo così, non la vedo così, torno a dire, è un trauma per chi ci è dentro, questo sicuramente, questo è fuori discussione, e per le famiglie con le persone in cui vivono. Andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Settimana. Buongiorno. Buona giornata carissimo dottor Bernardo e a Danilo Slocar, sono Claudio Visentino. Buongiorno Claudio. Buongiorno, desidererei una considerazione politica. Sì. Sulla pagina Facebook di Slocar c'è un ragazzo in carrozzella nel fango con una palla che porta il suo contributo. Poi c'è un onorevole con gli stivali che entra in Parlamento. Desidero fare un plauso alla nostra protezione civile. Ho appreso dai giornali altresì che c'è
c'era una vicepresidenta dell'Emilia Romagna che non ha speso il denaro per la prevenzione territoriale. Infine ricordo che anni or sono per sistemare e mettere in sicurezza, si ricorda anche lei Bernardo, il torrente Rosandra alla periferia di Trieste, che aveva già causato esondazioni. Ne sono seguite campagne pesantissime, una sorta di linciaggio. Grazie per le risposte e buon lavoro. Grazie a lei Claudio, buona giornata. Prego Slocar. Ma cominciamo dalla fine. Ho vissuto quel momento di San Dorligo Dolina in maniera molto forte e all'epoca Luca Ciriani, che era titolato assessore alla regione, aveva dato l'ordine di sistemare, di mettere a posto, semplicemente lui ha dato l'ordine alla protezione civile di sistemare gli alvei del torrente Rosandra. Mi sembra che la causa, la denuncia, lui, il sindaco e tante altre figure se la sono portata avanti fino a 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa. Quindi dico, questo è il problema, noi abbiamo un grande problema di iperprotezionismo. Io vi posso dire, la mia esperienza che ho avuto in questi 5 anni insieme al collega Elia Miani, abbiamo cercato più e più volte di andare a intervenire su quello che sono le alvei dei torrenti e dei fiumi, lo sgaiamento che è assolutamente necessario, ma ogni qualvolta noi ci ponevamo con tutta una serie di richieste, avveniva il fermo da parte dell'amministrazione per la quale era un reato penale andare avanti in quella strada là. Quindi noi diciamo è giusto preservare la natura. Io sono fra quelli che dà fastidio anche una qualsiasi cosa che va toccata alla natura, però è altrettanto vero che se noi fossimo intervenuti prima e meglio per quanto riguarda tutte le aree, ecco, Vaia non possiamo intervenire su Vaia, è difficile. Chiaro. No, ma anche là sarebbe da discutere su tutta una serie di provvedimenti che magari curando di più il territorio saremmo venuti fuori. Questa cosa qua è un momento, e parlo non solo per quanto riguarda l'Emilia Romagna, ma parlo anche per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, nonostante che abbiamo sicuramente una situazione anche per quanto riguarda la protezione civile, e guardando così l'ambiente sembra che sia tutto quanto, tutte le cose messe al suo posto, però così non è. No, chiaro. Tanto do il buongiorno e il bentrovato al consigliere comunale della lista Franco Giorgio Sclip. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno. Slocar, prego. Volevo solo ultimare le risposte a Claudio Visentin, che sì. Però peraltro ricordo che è puntualissimo ogni giorno, non solamente su qua Tele4, ma è attento osservatore di tutto quello che succede in Friuli Venezia Giulia. No, ricordavo, sì, ha ricordato giusto, c'è questa fotografia che è stata messa di questa persona che spala il fango da una carrozzina, da una serie di rotelle, e su Mauro che è andato in Parlamento con i stivali sporchi di fango, e vorrei sapere se in questo momento sta dando un aiuto o meno. Ricordo anche che la vicepresidente della regione con delega all'ambiente era la Schlein, che effettivamente quegli anni che è stata non è colpa sua, perché la colpa purtroppo è la natura che sicuramente si è scatenata, però è altrettanto vero che magari forse qualcosa in più si poteva fare. Coinvolgo anche il consigliere Sclip, questo diciamo, macro argomento che ha a che fare con la prevenzione sui disastri naturali e su poi anche le possibilità di intervento della politica in contesti come questi, che purtroppo arrivano sempre dopo ai fatti che vengono notificati, realizzati. Intanto di nuovo buongiorno Sclip. Buongiorno a tutti, anzi scusate un po' in ritardo. Non c'è nessun problema. Ma certamente quando vengono questi fatti tragici che coinvolgono insomma, aree così vaste, comunque con feriti, dispersi, morti,
tutti quanti si interrogano su cosa si poteva fare di più evidentemente. Nessuno vorrebbe arrivare evidentemente a questi risultati, ma il problema credo sia, allora, certamente sia duplice, sia da una parte i cambiamenti climatici su cui insomma siamo quasi stufi di parlarne e forse invece è ora di cominciare a fare qualcosa, perché siamo di fronte a fenomeni che molti anni fa, non neanche tanto molti anni fa, insomma, non esistevano, piogge torrenziali, alluvioni come abbiamo visto, quindi bisogna lavorare, un filone di lavoro è questo, certamente lavorare per ridurre la produzione di CO2, quindi l'inquinamento, il surriscaldamento globale, eccetera, eccetera, eccetera. Però bisogna cominciare a farlo. Dall'altra parte, e poi la politica certamente ha anche delle colpe, perché anche sui cambiamenti climatici, ma anche un altro filone è certamente quello della manutenzione. La manutenzione sappiamo che è una delle attività che non porta consenso politico, perché costa moltissimi soldi e sostanzialmente spesso della manutenzione nessuno si accorge. Okay? Quindi questa è una criticità, una malattia quasi direi della nostra società, perché dopo invece a pagarne le conseguenze spesso e volentieri siamo tutti, perché adesso in Emilia Romagna potremmo avere tutti quanti un parente, un amico, un conoscente che magari ha subito delle criticità molto molto importanti, quindi sicuramente non è una cosa voluta. Quindi bisognerebbe probabilmente fare un patto, diciamo così, nazionale, come avviene quel che mi risulta in Francia, ecco, adesso io non è che, però insomma so che in molti settori, in molti ambiti specifici questo avviene in Francia, è avvenuto ad esempio per l'abbattimento delle barriere architettoniche, potrebbe essere una cosa similare, si firma un progetto e si stanziano dei fondi, dei finanziamenti che proseguono negli anni indipendentemente da che colore politico è al governo della regione o dello Stato, insomma, no? Quindi credo che questo dovrebbe essere veramente un qualcosa di, sia i cambiamenti climatici sia le manutenzioni in molti settori dovrebbero essere un qualcosa che non cambia, non viene stravolto ogni volta che cambia la guida del partito, politica del comune, della provincia, della regione, della nazione, insomma, ecco, quindi veramente penso di fronte a queste cose bisognerebbe mettersi d'accordo e stringere un'alleanza importante, cioè stanziare dei soldi che servono a quello. A prescindere poi chi andrà. Ma io non sono granché d'accordo, anche perché no, è anche vero questa cosa qua, ma sostanzialmente, come vi dicevo prima, io ho provato sulla mia pelle, in regione abbiamo cercato di fare, però ci sono delle leggi che vietano mettere in sicurezza certe cose. Faccio ricordo di nuovo i alvei dei fiumi. Non si può andare a togliere via i rami dai torrenti, non si può. Se ti prendono la forestale ti fanno una denuncia penale. Tu non puoi portare via un ciottolo dal fiume se non è d'accordo il demanio. Quindi ci troviamo nelle condizioni di non poter fare certe cose. Bisognerebbe modificare la legge nazionale che in questo momento non si sta ancora facendo, non si è fatta per 5 anni, questa è una colpa della politica, ma sostanzialmente la l'ipertutela che noi abbiamo sul territorio, dalle sovrintendenze a tutto, ma guardate che la sovrintendenza è un manicomio, al di là del fatto che adesso stiamo vivendo, il Friuli Venezia Giulia sta vivendo un momento di relax con la nostra sovrintendenza nuova, ma prima avevamo la Picchione, cioè ci ricordiamo quanto lei aveva, probabilmente in termini di legge, non è che ha fatto qualche abuso, no? Ecco, però così è stato. Cioè noi stiamo vivendo anche di una burocrazia folle. Se noi pensiamo a tutte le pratiche che servono per fare, poi logico, quando prendi uno che fa un abuso devi castigarlo, però viva Dio, non puoi aspettare mesi per autorizzazioni, per tagliare, per pulire il sottobosco. Per dire questo, c'è tutta una serie di cose che sono
estremamente complicate. Quindi concordo con te per quanto riguarda il discorso della manutenzione, che è una cosa fondamentale, no? E quello là sono d'accordo con te, sì, che non porta consenso politico, però nel momento in cui bisogna intervenire e modificare bipartisan le regole. Magari il patto può essere fatto proprio con queste parti che dettano la regia normativa. Certo, bisognerebbe trovare un accordo per poter intervenire, insomma, perché io sono d'accordo. Sì, però non dobbiamo, come si dice a Trieste, arrampicarsi su per specie, su tutta una serie di cose. Adesso dico, tutti quanti noi siamo sensibili alla natura, no? Però e a me dispiace tagliare non un albero, ma anche sfoltire un prato e cementarlo, per dire. Ma dico, abbiamo visto la situazione che abbiamo anche a Catinara, e lì è proprio una questione proprio di volontà proprio di andare contro. È logico, dispiace, ma se poi si andrà a sostituire i boschi con altre situazioni, andiamo a sostituirli. Ma se abbiamo bisogno di ultimare un progetto, ultimiamolo, non possiamo fare quello che facciamo. Quello sulla pineta di Catinara credo che sia un esempio dove in verità le parti non si trovano d'accordo. No, certo. E per un motivo politico lì, non è una questione, perché certo, stiamo facendo un servizio, quello lì è un servizio pubblico, non è che si va a fare una sala giochi. No? Ma è quello che dicevo io all'inizio, di fronte alla necessità di costruire un ospedale, io credo... Quello sì che è un bene di pubblico servizio, okay? A differenza di altri, no? Cito l'Ovovia per dire così, no? Pubblico servizio possiamo discuterne, ma un ospedale, insomma, sfido chiunque a dire che un ospedale non è un pubblico servizio, no? Tutti quanti abbiamo bisogno di andare all'ospedale, quindi io voglio dire, io mi ritrovo nel fatto della natura, eccetera, di non disboscare, certamente, però di fronte alla costruzione, l'ampliamento e soprattutto un investimento ingente nella sanità, sinceramente io faccio fatica a dire non sono d'accordo che si investano di soldi. Dopo si potrebbe fare forse leggermente diversamente, meglio, però insomma non sono così radicale, ecco, da questo punto di vista. Ma quello è chi è al governo in quel momento decide un progetto e va avanti, ma io sto parlando di quello che in qualche modo ci si arrampica per 100 alberi, per dire, no? Certo, ecco. certo. Ma il discorso a monte, tornando alla manutenzione, eccetera, degli alvei dei fiumi o delle parti franose, eccetera, in tutta Italia sostanzialmente, perché vediamo che abbiamo un territorio fragile, un po' ovunque, insomma, anche nella nostra regione, insomma. È un problema che riguarda tutti quanti, quindi credo veramente... bisognerebbe fare uno sforzo in questo senso, cioè coinvolgendo anche tutti gli attori che possono dettare delle regole anche molto stringenti, a trovare una soluzione, una via di mezzo adeguata per permettere di fare questi lavori di manutenzione, ma come si dice, farli in tempo di pace, cioè quando le cose vanno bene, quando tutti sono rilassati e non c'è una nuvola in cielo, perché altrimenti iniziare a lavorare, purtroppo anch'io ho visto questa immagine che girava sui social di questa persona in carrozzina, sì, con la pala. Questa è la forza di volontà ammirevole di persone che una volta che sono travolte da una tragedia si danno da fare, reagiscono e non aspettano magari aiuti che arrivino dal cielo. Questo è tanto di cappello e l'Italia si rialzerà per questo. Quelle zone sono zone operose dove certamente immagino che in pochi giorni, mi auguro, tutto riparta, no? Ma i danni sono stati sono ingenti, pesantissimi. Sì, pesantissimi, però insomma la forza di volontà delle persone, poi speriamo arrivino anche gli aiuti, insomma io credo bisogna trovare una soluzione di questo tipo qua, e ripeto, fare un piano decennale, ventennale, sottoscritto, come dire, legge di Stato, chiunque al governo bisogna investire su quello, quella vedo l'unica soluzione. Una strada. Allora andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Sento a tutti quanti adesso stanno parlando della prevenzione, quando questa è sempre mancato, e mancherà sempre, inutile, passerà questa alluvione, si dimenticherà e passerà e rimarrà sempre uguale. Avete parlato di Catinara, di boscamento, ho sentito? Sì, va bene, avete fatto casino, i verdi, tutti quanti, i cortei, tutto,
Ma io sono passato per Barcola, che dovevo andare a Monfalcone, in ospedale. Sì. E quando ho visto che hanno sboscato prima della Marinella tutta la parte lì, non dite per un privato, bei alberi, tutto quanto, ma tutto in silenzio, nessuno dice niente. Se fa caso, vedeva Barcola, Bernardo? Sì, ma guardi che, Giorgio, abbiamo fatto un servizio su questo. Ecco, lì è un privato, probabilmente qualcuno che ha soldi, tutto quanto, adesso non voglio fare poi polemiche su questo, lì tutti quanti, nessuno ha parlato, né Verdi né niente, però per un albero che d'accordo, giusto? C'è la costiera. Se vado a parte sotto la costiera è un villaggio, tutte solo case, chi costruisce di sotto, prima o dopo la costiera frana e sotto la pagano questi. Tutto quanto, tutti hanno permessi, in tutte le parti. Sì. E un'altra parte, quando sono arrivato a Monfalcone, la tabella è scritto lato destro, lato sinistro, lato destro, non parcheggiare perché il mercoledì le corridoie vengono pulite. A Trieste non ho visto mai una tabella simile per pulire le corridoie, gli scarichi dei lati delle strade, perché sono abbastanza impuniti, e quello è un fattore che non scarica le acque quando piove e dà la colpa. Non sono stato ancora liberato il canale, quello che finisce in porto. No, io ho detto che doveva fare i controlli delle mail, tutto quanto, con i motori sortini, tutto quanto, e poi veniva fatto il scavo e liberavano, e dopo in teoria non doveva esserci più l'alta marea, doveva scaricare meglio. Ecco, grazie Bernardo che ha preso la foto, ma un po' più in là si vede anche l'esempio che non ho fatto. Guardiamo, questo qua. Tutto quello lì, ma tutto quanto in silenzio. Io stavo costruendo un villaggio. Tutto bene. I barchi non dico niente, vero? Nessuno mi ha protestato. Mi dispiace. Ah sì, volevo dire, lei sa che per le vie delle visite contro Riccardi sono un po' pessimista, no? Ok. I ricordi di medici famiglia non vedono quello che viene fatto all'ospedale. Perché quando Riccardi si è dimesso, aveva fatto l'ultima seduta a Udine e aveva risposto picchi ai medici. Vedremo, signor Giorgio. Grazie intanto, buona giornata. Abbiamo visto a video, era un servizio che abbiamo mandato in onda qualche tempo fa, quello che è l'opera di nuova costruzione, nuova edificazione nella zona dietro l'Old Wild West, a Barcola, nei pressi della Marinella, insomma da quelle parti là. E lì c'è stata la concessione, anche per un cambio di destinazione della particella, poi bisogna dire anche questo, la concessione di nuove edificazioni, con tutta una serie di una storia che va avanti da tanti anni. Doveva essere più alta, poi più piccola, doveva essere di un colore, poi di un altro, insomma con tanti cavilli, ma si è arrivati poi al disboscamento di quell'area per una nuova edificazione. Ci sono dei privati dietro, dei costruttori, dei fondi di investimento, non lo so, e sta di fatto che però si tocca nuovamente quella parte di verde che da un lato, più però verso città, è interessata come bosco dalla cabinovia, da quest'altro pare che non ne frega niente nessuno. Tra le altre cose, sopra il Big Ben è scivolato una pezza di monte. Sì, infatti è chiuso da diverso tempo. Stanno cercando di mettere in sicurezza. Con e dico non questo, pochi problemi. purtroppo l'ultima variante del piano regolatore è stata fatta dall'epoca, mi ricordo come si chiamava l'assessore della giunta Cosolini. Marchigiani? Marchigiani. Sì. Lì è stata fatta quella modifica, da quello che mi ricordo. Poi sbaglierò, non lo so. Certo è che come tutta la costiera, come ricordava il telespettatore, ma ricordo la strada del Friuli, la strada del Friuli, che sappiamo che è soggetta a smottamenti continui, sono cose che bisogna pensare, dopo è troppo tardi. Dopo è troppo tardi, vero? Dopo è troppo tardi, tagliare via
questo piccolo boschetto che è ovvio che se un imprenditore ha i titoli per poterlo fare, lo fa, perché è una questione economica. Non è che si metterà lui la mano sulla coscienza se mantengo o non mantengo, lì è una questione di business. È l'amministrazione che dovrebbe, secondo me, in quei momenti là, ecco lì, secondo me, bisognerebbe intervenire attentamente ma velocemente. Tu non puoi, studiamo il progetto, o è sì o è no, e tu non puoi portare avanti un iter per 2, 3, 4 anni, no? E dopodiché permetti anche di fare. Troppo. Sclip, un commento e poi andiamo a pubblicità. Ma sì, sono d'accordo anch'io, lo dicevamo prima, abbiamo un territorio fragile, alcune zone della nostra provincia, insomma sì, la zona tutte le costone carsico che scende verso il mare, quindi strade Friuli, quindi tutta la zona del Bosco, Bovedo, eccetera, la via commerciale, vediamo cosa succede ogni volta che la via commerciale, io abito a Piccina, sono spesso in centro, quando piove, ormai queste piogge un po' violente, sono i tombini che scendono giù per la via o comunque sono rialzati, no? Quasi con regolarità, e questo evidentemente crea dei pericoli molto gravi. Scusa, io abitavo a Conconello per tanti anni, avevo dei pastini sotto casa mia, ed era tutto il terreno inedificabile, per tutta una serie di motivi. È arrivata la Marchegiani e ha modificato tant'è vero che sono state costruite un sacco di case. Allora io dico, poi non lo so chi è stata tirata per la giacchetta o chi uffici o come, certo è che è incredibile che in zone altamente pericolose sotto l'aspetto idrogeologico si vada a costruire. Lì c'erano 3 vincoli, idrogeologico, paesaggistico e non è possibile. E non bisogna sottovalutarli perché poi vengono modificati per magari interessi, ma poi gli con interessi... una penna in sede di uffici cambi un attimo, no? Però dopo i benefici non ci sono. Allora andiamo in pubblicità, breve pausa, tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, con Danilo Slokar della Lega e consigliere comunale della lista Russo.Franco Giorgio Sclip. Vi leggo una mail: buongiorno, concordo con il signor Sclip, siamo davanti a fenomeni incapaci che non ci hanno saputo e non ci sanno tutelare. Il signore purtroppo dice solo verità, forse per giustificare il non lavoro della signora ora iscritta al PD che aveva un ruolo importante in Emilia Romagna e di cui oggi lei non parla. Saluti Patrizia, forse la Schlein di cui menzionava prima Danilo Slokar. Altra mail dice, un attimo che la apro, chiedo ai consiglieri e ai presenti in studio se i fiumi e le foci in regione vengono puliti e se lungo le banchine dei porti si fa il dragaggio come lo faceva il Demanio una volta, scrive Nevio. Poi, è meglio che non raccontiamo la storia dei dragaggi, che è una roba di una vergogna infinita. Se penso, non parlo di Trieste, ma parliamo della realtà di Lignano, Grado, Monfalcone, cioè la magistratura ha fermato 5 volte i dragaggi, cioè una roba, sembra sovrintendenza che c'è non è possibile, no? Cioè noi andiamo a intervenire su cose che danno o per servizio pubblico o per pericolosità, e anche quello viene fermato. Tornando sulla Schlein, perdonami, la Schlein non è colpa di lei, semplicemente non sa ed era là messa al posto sbagliato, tutto là. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno a loro signori, buongiorno ai triestini e anche ai friulani. Sì. Allora, una cosa per Slokar, no? Sì. Se le destre non invitano gli elettori al secondo turno, perché il 4-2 a me non basta, invitare gli elettori ad andare a votare per il secondo turno, altrimenti perderemo tutte queste. E l'esempio è Fontanini che ha perso perché la destra non è andata mai a votare. Allora oggi ho sentito, e ieri sera anche, che hanno detto no, lamentano perché la mala gestione, sta forza, la mala gestione.
E adesso, oltretutto, perché non succeda più, bisognerebbe cambiare prefetti, i sindaci, i presidenti della regione Emilia, perché altrimenti oltre al danno avremo anche la beffa. Non lo so io cosa aspettare, anche per dare motivo agli emiliani di lavorare con più diligenza, diciamo. Cambiarli tutti questi che sono burocrati nati e cresciuti. Grazie e mandi. Grazie. Luca? Non mi trovo perfettamente d'accordo col signore di Udine. Ricordo Bonaccini è un buon presidente di regione. E non credo che se un presidente di regione vince come ha vinto lui fino adesso, evidentemente che il territorio è dato, perché gli elettori non sono mica stupidi. Poi a volte ti trovi delle situazioni diverse dalle aspettative. Però sostanzialmente abbiamo visto qua in regione Federica ha vinto con il 60 e passa per cento, Fontanini ha perso con poco. Evidentemente Fontanini non ha trasmesso i 5 anni e non dobbiamo essere sempre, ci possiamo arrabbiare perché non ce l'abbiamo fatta, due contendenti, è una questione politica, ma se uno ha già governato e ha governato non per il cittadino, non ha governato benissimo, è normale che viene bocciato. Io non è che dico che con questo Fontanini ha sbagliato, però il sentiment delle persone è questo. È il termometro della società. Il termometro è questo. E torno, ribadisco, Bonaccini, come e non a caso hanno un rapporto, tutta una serie di amministrazioni regionali serie e che lavorano, non è che non vadano d'accordo, no? Chiaro. Federica e Bonaccini hanno un gran rapporto di collaborazione, le regioni devono collaborare, noi collaboriamo col Veneto, con l'Emilia Romagna, ma torno a dire, è una politica del fare, quindi chiunque lavori poi viene premiato. Un'altra mail ci dice: Slocar, allora con tutti i vincoli che ci sono, il Bosco Bovedo non si può invece costruire la cabinovia? No, guarda, io su questo l'ho già detto in più volte. Come direbbe un mio amico, io sono laico in questa cosa qua. È quello che ha detto poi il sindaco. Poi chi ha deciso, non ha deciso, non lo so, non è la cosa, non l'ho seguita. Però ribadisco, il discorso è: se ci sono le condizioni e le norme che prevedono, che permettono di fare, si fa, che non però arrivi a una forzatura. Ma non solo una forzatura, ma un sì e no che va avanti ormai da mesi. Cioè bisogna prendere, il progetto sta in piedi, ci sono le condizioni, si faccia, diversamente non si farà, fine. Mi sembra che ci sia adesso tra l'altro una conferenza dei servizi che metterà finalmente in chiaro la situazione. Probabilmente sì. Ma torniamo sempre al discorso originale: se ci sono dei vincoli per la tutela del territorio, dedicati alla fragilità del territorio e anche alla tutela degli animali, eccetera, dal mio punto di vista bisogna rispettarli. Cioè io sono abituato che se c'è una regola fatta, scritta, si rispetta. Quindi il Bosco Bovedo è denominato appunto a vincolo paesaggistico, la Natura 2000, che tutela tutti questi aspetti che abbiamo appena adesso. Il progetto non può passare, o meglio, però scusa che ti dico, si sta cercando delle scappatoie, delle deroghe, perché questo si sta facendo, delle deroghe per superare questo vincolo. Allora è come le case che parlavamo prima adesso a Barcole, o piuttosto in altre zone fra Concornello, dove si parlava prima. C'è un vincolo, si sa che le regole sono fatte in un certo modo, si cerca negli uffici in maniera amministrativa di trovare una scappatoia per riuscire a passare. Ecco, quindi è comunque dal mio punto di vista una chiara forzatura, e dopo ci lamenteremo di conseguenza. Cioè stiamo ripetendo quello di cui adesso dico in Emilia, piuttosto che in altre situazioni, l'uomo, noi diciamo anche amministratori in questo caso, chi amministra il territorio, ha trovato delle scappatoie per realizzare delle cose e dopo 20 anni vengono fuori danni. Ecco, quindi la storia si ripete in negativo dal mio punto di vista, bisognerebbe imparare. Tornando su Natura 2000, purtroppo anche là è un problema. Cioè noi parliamo di Natura 2000, però vedete
la perimetrazione di questa area è stata fatta sulle nostre spalle dall'Europa. Noi non abbiamo messo becco in questa cosa qua, tanto è vero che noi abbiamo dei vincoli sul Carso per quanto riguarda anche la coltivazione della vite piuttosto che altre realtà, che non si può fare nulla, bisogna rimanere, dovrebbe rimanere la landa così com'è. Ma viva Dio, se c'è qualcuno che va a coltivare non gli si può permettere non solo, ma neanche di cambiare tipologia di impianti, di vite piuttosto che di una roba incredibile. I contadini, tutti quanti i viticoltori, sono in una situazione gravissima per questo motivo qua. Natura 2000, se da una parte doveva proteggere, dall'altra parte ha creato praticamente un bloccaggio. La cristallizzazione della situazione, dove non puoi mettere un chiodo, ma un chiodo, e l'è penale. Quindi diciamo si passa da un estremo all'altro fondamentalmente. Sì, certo. Diciamo un chiodo è un chiodo, no, ma non puoi via come dire, ma non è un fatto diverso. Leggermente. Torno a dire, Natura 2000 vale per tutto. Sì, ha dei vincoli molto stringenti, certo. Chiaro, questo è vero. Certo. Allora andiamo a leggere un'altra mail. Buongiorno, una domanda: perché nel nuovo asilo di Roiano alla sera le luci prima si accendono al massimo, poi si spengono e poi si riaccendono? Dorme qualcuno dentro? Non lo so, onestamente sarebbe da appurarlo, forse c'è un sistema di illuminazione a fotocellula, non lo so, onestamente bisognerebbe chiederlo. Credo che sia programmata a breve un sopralluogo con una commissione comunale di cui faccio parte all'interno della piazza, del nuovo asilo. Potrà essere l'occasione per chiederlo, dovrebbe essere calendarizzata. Già che il commissario ricordiamo 20 anni per arrivare a fare il progetto per tutti i vincoli che c'erano, anche quella è una roba incredibile, certo. No? Ma quando si incrociano poi demanio, comune, ferrovie, polizia, la burocrazia porto, dei singoli burocrati, guarda diventa un i problema funzionari tempistico, no? Funzionari che sono brave persone, io non metto, e lavorano, però si trovano davanti a dei vincoli, a delle situazioni. Sì, però non fanno nulla per superarli, questo è il problema. Dipende dalle persone, sì. Ci sono anche quelli che vivono di vincoli. Dipende dalle persone. È vero. Chi vuole trovare la soluzione, chi vuole trovare l'ostacolo per non riuscire. Esatto. Dipende, insomma, siamo tutti diversi. Sì, vero. Ma la pubblica amministrazione non dovrebbe essere così, dovrebbero seguire determinate... Tutti uno stesso regolamento. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Prego. Senti, Giuseppe qui, buona giornata a tutti. Diciamo, ci sono 3-4 temi di cui volevo parlare. No? Intanto volevo puntualizzare l'aspetto, diciamo così, delle manifestazioni dei Friday for Futures e della nuova generazione, no? Che manifesta, che fa queste rappresaglie sui movimenti, o fa delle manifestazioni, diciamo così, un attimino spinte. Cioè io chiederei a questi giovani e non giovani, ma vi rendete conto che i vostri social messaggi distribuiti attraverso WhatsApp e attraverso telefonini arrivano grazie agli strumenti che sono prodotti utilizzando dei minerali della terra rare, che sappiamo benissimo che ci sono in Italia e che non vogliamo perforare il nostro territorio, ma che soprattutto riprendiamo da paesi che non dovrebbero essere sfruttati a livello colonialista come il Perù, l'Africa, la Sud America, eccetera, e ora siamo in contraddizione perché da un lato vuoi costringere tutti ad abbassarsi e a sottostare a queste manifestazioni che rappresentano comunque e sottolineano un aspetto importante, ma alla fine della giornata sono dei incongruenti e sono dei contraddittori, perché comunque usano quegli strumenti che sono comunque la causa di questa situazione che è tutto insieme poi che è il cambiamento climatico, eccetera. Primo. Secondo aspetto, situazione degli allagamenti. Abbiamo bisogno di gente che vada a pulire, a fare, eccetera. Abbiamo gente che viene dalla rotta balcanica, che non fa un colpo tutta la mattina. Io dico, signori, venite qui, vi accogliamo, vi diamo da mangiare, almeno organizzati, organizziamo un volontariato, qualcuno, in maniera che questi cominciano a partecipare a quella che è la realtà del nostro paese. Sì.
la libertà gli alpini ce l'hanno dimostrato con la guerra fatta sul Carso prima e dopo, parlo della prima guerra e della seconda guerra, che se la sono conquistata, non è che si sono aspettati che arrivi qualcuno e gliela dia. Per cui queste persone che fuggono, diciamo così, dalle guerre idealisti, cioè piuttosto che vere, comunque dalle guerre, dicono loro sono che c'è la guerra, ma comunque che fuggono da queste guerre, comunque non si prendono la briga di dire aspetta, mi fermo e vado a presentare, vado a combattere per la mia libertà. Ultima cosa, volevo sottolineare, ho visto un reportage stasera su Striscia di Notizia di questo Borelli, che è il capo dei Verdi, di una ipocrisia e di una pinocchieria veramente stravolgenti da fare vomitare. Cioè gli hanno contestato, gli hanno presentato, detto c'era una fotografia della moglie su Mauro, sì, che in periodi meno diciamo, conosciuti si era fatta fotografare nuda e avevano messo le stelle sopra le parti intime, no? Dopodiché hanno sostituito le stelle con la fotografia di Sumaoro, di Borelli e di quell'altro che non mi ricordo il nome. E denunciava, diceva, ah sì, mio figlio è una fascia non protetta, che a 6 anni ha visto la foto e ha detto, ah come mai, cioè si faceva fuori delle situazioni dove diceva che praticamente cercava di girare la storia imputando questa, tra parentesi, satira, che poteva anche essere un po' spinta, per come giustificare un suo sostegno a un personaggio che già prima di porlo come candidato alle elezioni sapevano che era diciamo così malandato, che era diciamo così bacato, perché già prima sapevano, per cui continuavano a fargli delle male. Dico, questo Borelli non si vergogna, cioè veramente quando vengono poi messi lì seduti a 13.000 euro al mese, ma cambiano, diventano dei camaleonti, cioè veramente questo bisogna secondo me sottolineare. Certo. Grazie. La politica deve essere pulita e pulita. Buongiorno. Certo, sarebbe il caso. Grazie a lei. Allora, andiamo con ordine, cercando di andare però a far sintesi. Friday for Futures vale un po' per tutti questo giudizio ed è condivisibile quello che ha detto il telespettatore, cioè loro combattono contro il depauperamento dell'ambiente con strumenti come i telefonini che però per essere realizzati non sono sostenibili per l'ambiente, ma questo vale per tutti, cioè io, Slowcar e Sclip possiamo essere d'accordo sul essere ambientalisti al 100%, però la mia cravatta probabilmente è stata fatta con qualche materiale o sfruttando qualcuno e quindi su quello non troveremo mai ma tanti anni dovrei fa, uscire nudo e mangiare plankton per poter essere ambientalista del tutto. Tanti anni fa venivano giù in piazza i genitori, li prendevano per le orecchie, gli davano 4 calci in culo e li mandavano a casa. Una cosa che è inaccettabile, ma no manifestare, spendere 300.000 litri di acqua per ripulire la fontana di Trevi, 300.000 litri di acqua, non parlo di soldi, no? Sto parlando di quello sul quale loro combattono. Allora tu fai un danno di quel tipo là, ma ti faccio leccare centimetro per centimetro la fontana. Cioè non esiste. Possono avere tutte le ragioni di sta terra che non le hanno, perché poi il problema è che possono fare queste cose qua, vadano a farle queste cose qua in Cina, dove che producono oggi in questo momento noi abbiamo corso per tanti anni prima e adesso corrono loro. Chiaro. E vai a dire a loro che non possono emanciparizzarsi, piuttosto che le Filippine, il Vietnam e altre realtà di questo tipo qua. Cioè, viva Dio, questi qua si scatenano su una realtà, chiamiamola tra virgolette democratica, che è l'Europa, dove gli si è permesso di fare tutto quanto, no? Sapendo che nonostante tutto noi stiamo facendo delle cose UFO, le proibizioni che noi abbiamo in questo momento nel cambiamento energetico, per amor di Dio, noi partecipiamo, ma ci stiamo mettendo sulle ginocchia. Io queste cose qua veramente vado fuori dai gangheri per questa volta. Si vede, Sclip? Ma allora, ovviamente la globalizzazione, il mondo globalizzato ha dei problemi. La delocalizzazione appunto della costruzione banalmente del telefonino, sappiamo che le principali materie prime del telefonino che tutti quanti noi abbiamo oggi
viene prodotta, queste materie prime vengono ricercate in paesi dell'Africa, del Sud America, creando delle conseguenze drammatiche, lotte tra tribù che vengono assoldate da chi cerca le materie prime, quindi dividendo paesi, creando guerre civili, continui stati di guerra, agitazioni, quindi tragedie immense. Qual è la soluzione? Io personalmente mi sono fatto l'idea che chi protesta sostanzialmente ha ragione a lanciare un messaggio, ha ragione, certamente nei modi corretti, no? Perché anch'io non condivido la deturpazione dei movimenti. No, assolutamente no, ma insomma andare in piazza a protestare, far sentire, lanciare dei messaggi su questo, anzi penso che chi abbia 20 anni, 18, 20, ha ragione a farsi sentire. Qual è la soluzione? Il problema appunto è un po' legato alla globalizzazione, perché noi sappiamo bene che oggi spostiamo delle attività, cito giusto perché siamo insomma nella città dell'amianto, no? Trieste, l'amianto è stato bandito con una legge negli anni 90 in Italia, in Europa, non è che non si produce più, che non si estrae più amianto, che non si lavora più amianto nel mondo, in Europa no. Le fabbriche sono state spostate in India e in Sud America, per cui oggi il problema è semplicemente stato, se vogliamo così dire, delocalizzato. No, questo vale per le materie prime, per tutto quanto quello, i pannelli fotovoltaici che tutti quanti oggi tentiamo di mettere sulle nostre case, in realtà anche qui abbiamo o le batterie, materie prime vengono, noi vabbè abbiamo la casa bella pulita col pannello sopra e paghiamo meno la bolletta, chi ha la possibilità di metterlo. Spostiamo i problemi in altri posti del mondo. Con questo non voglio dire che non bisogna fare, la direzione quella è giusta, però voglio dire che i problemi tante volte vengono protestare spostati. in Cina, ma che vanno a protestare in Cina, sì, non possono bloccare una tangenziale qua, la gente che va a lavorare, è una roba che è inaccettabile. Diciamo che in altri posti del mondo, la Cina è un esempio, certamente questo problema non esiste, cioè si fa come vogliono, il problema lì non esiste. E per noi, lo stanno facendo per noi peraltro, però, diciamo, il telefonino lo compriamo dalla Cina noi, però no? È un mondo che sta andando in una direzione completamente sbagliata. Io credo che l'Europa come stato più continente più antico dovrebbe essere il continente più saggio. Ma se non è in grado di fermare una guerra, non è in grado di fermare una guerra, certamente, ma questa è la mia speranza. Il ruolo dell'Europa dovrebbe essere questo, altrimenti in altri continenti non credo che questo si riesca a fare. Ognuno va per conto suo in Europa, messaggio. Non esiste l'Europa, questa è la verità. Nel resto del mondo è peggio però. È così. Nel resto del mondo è peggio. Vedremo. Andiamo a leggere un'altra telefonata, un'altra mail, leggere la telefonata mi viene difficile. Quando riapre il posteggio del Pedocin, il posteggio del Pedocin dovrebbe essere aperto a breve, era stato vincolato, diciamo, esclusivo posto per i croceristi. Gli ultimi croceristi sono questi, mi sembra. Domani ancora, ce ne sono 2 di navi, poi dovrebbe essere comunque già attiva la convenzione già dal giorno 18 per il posteggio di Via Carli che drena 150 posti auto dal Pedocino, quindi teoricamente già da oggi o domani dovrebbe essere fruibile per chi poi vuole andare allo stabilimento. Altra mail dice: Natura 2000 ha dei vincoli per impedire danni e conseguenze alla terra, quelle che sembra porteranno cambiamenti di clima anche da queste parti, rendendo impossibile la coltivazione della vite tra non molti anni, però ci si lamenta dei vincoli e si vorrebbe accelerare questo fenomeno, ma la logica qual è? Taffazzi? Darsele sulle proprie parti. Sentiamo una telefonata, ha ragione chi scrive, sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Ecco, volevo fare una domanda, ritornando un attimo a quello che è successo in Emilia Romagna, no? Sì. Ai suoi ospiti, anche se non da esperti, perché so che non sono degli esperti, ma un'opinione penso che avranno. No? Sì. Tutto quello che è successo, intanto volevo sapere che percentuale danno colpa al cambiamento climatico. Chiedo questo, sa perché? Perché ultimamente stanno arrivando notizie anche da persone che abitano sul posto che sono un po', diciamo, gravi, tra virgolette dico io, no? E sempre tra virgolette dico che questa diga di Emiliano, mi sembra si chiama, già a marzo aveva raggiunto il massimo della piena, questo lo dicono gli abitanti, non lo dico io. Ma per creare l'emergenza dicono che l'hanno chiusa a maggio con già i livelli massimi di piena, più la pioggia che sta incessando durante la notte,
Probabilmente per evitare che si rompesse la diga l'hanno aperto anche un colpo. Naturalmente la diga, contenendo 63 miliardi d'acqua, mi sembra, e lasciare 33 miliardi d'acqua sotto una notte, tanto insomma può andare a finire. Questo non lo dico come dicono predevoli da complottista, perché vi dico, stanno uscendo persone che hanno parentele in Emilia Romagna con telefonate tra parenti, cose, che gira questa voce molto insistente che la causa naturalmente è tutto. Per questo chiedo ai suoi ospiti il cambiamento climatico, quanto può contare quello che è successo. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie, quindi la causa, oltre al fenomeno di alluvione dato dal clima, è anche, ma questo l'avevamo un po' detto in apertura, è la mano dell'uomo che in certe situazioni argina, in certe situazioni non mantiene ciò che deve essere invece la salvaguardia per l'ambiente, per evitare situazioni di questo tipo. Ora io non so effettivamente che tipo di intervento si è potuto apporre a una diga o quali erano le avvisaglie. Certo è che se si è intervenuti con superficialità o negligenza, qualcuno pagherà, spero. Non succederà, ma speriamo. Ma io ho seguito questa storia della diga, e se come scrivono veramente è un danno fatto dall'uomo, no? Quello abbiamo... Perché ha aperto a manetta le uscite dell'acqua e ha riempito i canali che non erano in grado di sostenere certo, una portata di quel tipo là. Però quello è uno dei, però sapete, 500 mm di pioggia in poche ore è chiaro, tutto fa, diventa tutto complicato, contribuisce tutto, ma non è che la cosa probabilmente non è la diciamo che se si poteva evitare era meglio. No, il problema è adesso che speriamo che non piova più. Questo è il problema. Non lo decide la politica. Ma si è sentito parlare molto anche negli ultimi anni di questo famoso piano laghetti, no? Mi sembra. È una di quelle cose che ho portato avanti io in Consiglio regionale, peraltro in Carso tutta una serie di doline, era da riempirle di acqua anche per quanto riguarda il periodo estivo, sia per l'eventualità e rischio di incendi o altre cose, dobbiamo avere dei punti di raccolta. E questo è appunto una cosa che probabilmente se fosse stata presente in questo periodo permetteva di accumulare dell'acqua, evitare probabilmente dell'alluvione e soprattutto anche depositare in questi serbatoi sostanzialmente acqua per quest'estate, quando probabilmente l'agricoltura non avrà acqua per irrigare i campi. Questa è una delle cose che dovremmo fare. Intelligente da portare avanti, come dicevo prima, in maniera trasversale, no? Perché è un piano che non si fa in 5 anni di governo regionale, neanche nazionale, 10 anni, 15 anni, una di quelle cose da sottoscrivere. Pensiamo tante volte che una volta che sei là è facile intervenire, non è così. I tempi sono veramente lunghi. Biblici. Una roba. Tu pensa che io ho fatto il progetto per la rotatoria di Conconello 3 anni fa. Mi ricordo. No? È ormai il progetto esecutivo, ma ci vuole ancora un anno. Commerciale. Sì, esatto. Sì. Dico banalmente, i soldi ci sono già stati stanziati, tutto quanto. Però è così. Allora, sentiamo una telefonata, poi andremo in pausa. Buongiorno. Buongiorno Nevio. Prego. Vorrei chiedere a Slocar e le altre signore che c'era in programma di fare, almeno tempo fa, di mettere dei pannelli solari a Pacanoni. Vorrei sapere come mai è stato abbandonato quel progetto e chi l'ha praticamente fermato. Ok. Grazie. Buongiorno. L'aveva lanciata come proposta l'assessore Scocimarro, ma è una proposta mia di qualche anno prima, no? Ma è fattibile? Ma guarda, allora, il discorso è questo: ha lanciato, ha detto viva Dio, l'ha preso in mano e a titolo per l'assessorato che ha, ed è una cosa che poteva essere vista anche come un'opera d'arte, cioè una realtà con un disegno particolare dalla veduta del Golfo, per dire, no? Cioè, poteva avere questa... E adesso il progetto, lui, da quello che ho capito, è stato mandato avanti, l'idea progettuale, e stiamo aspettando un attimino degli sviluppi. Torno a dire, la mia era una vista di utilità,
perché quella cava là o la metti a posto o rimane comunque una ferita sul monte, ed era previsto il ripristino della cava, non è mai stata fatta. Quindi è una posizione tale che in qualche modo non disturba, abbiamo problemi di energia, quella poteva essere una buona idea. Sclip? Sì, ma io credo abbiamo questa della cava, adesso avevo sentito parlare tempo fa, dopo appunto non si sente più parlare, non ho mai approfondito, insomma, io credo anche semplicemente tutti i tetti che noi abbiamo disponibili, con una mappatura, capannoni eccetera, no? Ne abbiamo tanti metri quadrati a disposizione. Sì, certo. Bisogna fare un'unità energetica, abbiamo fatto una legge in regione proprio in tal senso, e quindi su questo andiamo avanti, però logicamente non possiamo pensare qua la sovrintendenza deve mettere becco, non possiamo deturpare i tetti della città, perché ci sono posizioni e posizioni, la zona industriale è comprensibile, dico, sono capannoni molto interessanti, le case a Trieste un po' quello bisognerebbe spingere, questo è un tema anche questo di dibattito, sulle famose comunità energetiche. Abbiamo fatto la legge in tal senso, no? Per ora io so, perché ho anche una persona amica, un amico che ha realizzato un tetto e voleva regalare la corrente ai vicini di casa, e quindi mettere su sostanzialmente una di queste comunità energetiche, e a oggi la burocrazia, torniamo sempre là, per realizzare questo praticamente uno diventa produttore di energia elettrica per vendere al vicino di casa, sostanzialmente con dogane, registro delle dogane, eccetera, è tutto molto complicato. La legge nazionale ti pone tutta una serie di bisognerebbe riuscire a snellire questo per agevolare il fatto che uno ha un capannone in zona industriale, possa riempirlo di pannelli, beneficiare di incentivi statali e condividere questa energia elettrica con uno sconto con i residenti delle zone vicine, eccetera. Diciamo, questo sarebbe un grande aiuto. La necessità è snellire la assolutamente, perché mettere in rete ci torneremo l'avanzo di quello che tu usi non conviene, perché sono 6 centesimi a kilowatt, quindi veramente deve mettere, venderlo in rete certo, la rete, quindi là è meglio fare una condivisione con le persone che stanno vicino, no? Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. A Roma? Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 8:40 di lunedì, oggi è 22 maggio. Abbiamo delle mail, una la sintetizzo: c'è un buco in autostrada prima della galleria che anticipa la svolta d'uscita dall'autostrada verso Prosecco, quindi subito dopo Sgonico. Una telespettatrice Serena lo segnala, noi l'avevamo già segnalata. Io sono passato ieri, vi raccontavo che tornavo da Pordenone ieri, e ho fatto ero alla guida e ho fatto proprio caso in quel tratto di dove fosse il buco. Ho sentito un avvallamento, ma andavo abbastanza soft perché conscio del fatto che ci fosse un buco. Subito dopo, dove io me lo aspettavo, non l'ho trovato, non so se è stato coperto, se è stato rimediato o no. O era quello prima, ma io l'ho preso in maniera soft e non ho avuto il contraccolpo da sobbalzare, oppure se era subito dopo lo hanno coperto, non lo so. Io ricordo che va fatto un intervento, perché sennò chi è in moto, e lo dice la telespettatrice, noi in automobile siamo sobbalzati, figurarsi fossimo stati in moto. Oggi parlate di salvaguardia dell'ambiente, ma anche la manutenzione stradale è importante in questo caso, assolutamente sì. Ha ragione. Ne ho testimonianza diretta, sono passato 2 o 3 volte in quel tratto, 2 volte il buco l'ho preso in piena, ieri ho fatto attenzione, non so se l'ho calmierato io oppure è stato coperto ed era successivamente nella strada, non lo so onestamente, però va attenzionato anche quel tratto stradale sicuramente. Con uscita Prosecco da Trieste o da... No, dopo Sgonico, per andare a Trieste, prima della galleria. Quindi arrivando da Monfalcone. Arrivando da fuori città, andando verso Trieste, prima della galleria, oltre la quale c'è l'uscita Prosecco immediatamente, dove si arriva insomma zona Centrolanza e compagnia. Lì c'è un buco stradale in autostrada, piena autostrada, un bel buco che
si fa sentire per chi passa a buona velocità, perché poi in autostrada il limite è 130, quindi uno può anche correre in quel tratto fino a quel limite. Buongiorno, il presidente e la vice dell'Emilia Romagna andrebbero messi sotto inchiesta per disastro colposo non avendo fatto alcuna prevenzione per il territorio, i soldi li avevano ma non li hanno usati. L'avesse fatto un'amministrazione di destra, apriti cielo, come minimo chiederebbero le loro dimissioni. Secondo lei andava così? Guarda, tutte le amministrazioni fanno e non fanno. Io torno a dire, mi sembra strana l'Emilia Romagna, perché ti torno a dire, Bonaccini ha lavorato bene, però probabilmente se questo si dice, quello che è successo è sicuramente colpa anche, una parte è colpa della politica. Se abbiamo 500 millimetri è sicuramente colpa anche della pioggia, però dopo di che ci sono anche delle colpe. Ricordo, la Schlein era vice e aveva la delega, solo che vediamo la Schlein che fa l'omocromatico, cosa cerca lei? Si veste? Non lo so. Ecco, lei cerca queste cose qua e quindi evidentemente anche in quel caso là non è stata forse molto attenta. Sclip? Ma io credo che chi governa, chi amministra una regione, una città, abbia oggettivamente delle responsabilità, però anche non sia messo spesso nelle condizioni, se ne parlava prima, di poter fare tutto quello che bisogna fare. E per questo torno al discorso che ho fatto all'inizio, bisogna un raccordo forte tra più organi, più istituzioni. Mi sembra strano anche a me, l'Emilia Romagna sappiamo, insomma, storicamente è una delle regioni, credo, esempio, migliore gestita. Però nei fatti vedi che anche a loro è successo anche lì, quindi questo è un segnale però ancora più inquietante, no? Perché sappiamo che in regioni probabilmente governate peggio, allora aspettiamoci che può succedere chissà cosa, no? Quindi credo che non bisogna lasciare soli gli amministratori, dopo è facile puntare il dito e dire no, colpa tua, però bisogna prima, anche un sindaco di una città, pensiamo a un sindaco di una cittadina piccola, spesso sappiamo è lasciato solo come parafulmine, come unico responsabile quando succede qualcosa, invece bisogna lavorare, come dicevo prima, in tempi di pace, prima, bisogna lavorare, programmare. In Italia ci serve l'autonomia differenziata. Questo è perché noi abbiamo visto che in realtà poi è anche una questione di dove è situata la regione, però abbiamo visto il Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, sono regioni che funzionano. Poi abbiamo visto che la Sicilia, nonostante l'autonomia economica che ha potentissima, vediamo che lì ci sono grosse difficoltà e hanno un'autonomia economica. Sono una regione a statuto speciale, è uno Stato come la Sardegna, il Trentino Alto Adige, ma è diverso, hanno proprio una Costituzione di Stato, loro hanno tutti i soldi, li arrivano là, i loro, in più hanno degli altri soldi. Quelli che restano. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego. Volevo chiedere ai due ospiti. Sì. Volevo chiedere alcune cosette, se è possibile, se mi rispondono. Prego. Ecco, volevo chiedere questo. Dopo il disastro dell'Emilia Romagna, sì, io vorrei chiedere a questa amministrazione perché insiste a tagliare le piante per farla via? Perché quelle radici di quella pianta che vogliono distruggere servirebbe per un po' il terreno. Io non ho capito che cosa serve questa via, a cosa serve la via, ecco, e vorrei chiedere perché l'amministrazione è contro i cittadini, non per i cittadini. Vorrei chiedere, se qualcuno mi risponde, grazie. Okay, grazie. Beh, Sclip, se andiamo a prendere la dichiarazione di questo signore che dice a cosa serve la via, con lei trovo un terreno abbastanza fertile nel capire posizione... che da parte vostra non c'è la volontà di realizzare quest'opera. Sì, ma la volontà però basata su dati oggettivi, su numeri, su ragionamenti concreti che, lo abbiamo detto tante volte, non sono soltanto di chi sta dalla parte, non mi piace mai dividere neanche in politica, però da chi ha votato insomma il centro-sinistra. Ho tanti amici, tante persone che semplicemente con il loro ragionamento, con la consapevolezza hanno capito che quest'opera è, come abbiamo detto tante volte, inutile, impattante, insostenibile.
per il nostro territorio, quindi un'opera sostanzialmente contro la città. Io capisco anche le ragioni di chi vuole, come dire, si ostina quasi, vorrei dire, a farlo. Chi l'ha proposta? È stato buttato giù un progetto, hanno avuto un finanziamento, giustamente tentano il di andare... Il sindaco è stato votato sul programma con all'interno la cabinovia, quindi la maggioranza dei cittadini, piccola... Sì, forse inconsapevolmente, forse, perché però era un po' nascosto, hanno condiviso... Era un po' nascosto nel programma, diciamo. Poi non so sinceramente chi va a leggere i programmi, lo dico con tristezza. No, lo dico con tristezza, non so se tutti gli elettori vanno a leggersi i programmi nel dettaglio, non lo so, ho dei miei forti dubbi, insomma, da questo punto di vista. Se avessero letto il programma della Serracchiani all'epoca in regione, evidentemente non l'avrebbero votata, dice lei. Può essere, non lo so, può essere. Abbiamo perso 5 anni drammatici. Dico che purtroppo la gente legge molto poco, si ferma alle prime 5 righe, è un po' così. Era un po' da trovare. Sì, era un po' da trovare, era un po' nascosta. Però non era menzionato. Non era in maniera palese. Io non prendo posizione, non è mio ruolo, non è mio interesse. La cabinovia c'era come idea della giunta sotto il PUMS. Esatto, sì. Cioè non c'era scritto questa giunta vuole fare, c'è scritto continuare i progetti del PUMS. Se uno vede il PUMS poi dice se magno se bevi e va avanti. Se vogliamo dire esserci c'era Slokar, però Bernardo, diciamoci era un attimo di trovarla, bisogna dire queste cose, insomma, non possiamo adesso guarda, io per questo ti ho detto sono laico con questa cosa qua, a me non viene e non va, piace e non piace, francamente per esempio il vialone, no? con questi a me non piace, però nel contesto generale se è utile si faccia, ci sono i soldi, c'è tutto, si faccia, però torno a dire, se ci sono le condizioni tecniche che permettono di farla, abbiamo stabilito, se ci sono le condizioni si faccia, altrimenti si chiuda, si chiuda, peccato che questi soldi qua vengono buttati via. Si possono salvare? Io lo domando a tutti. Russo è convinto di sì. Russo fa la faccia, alza gli occhi al cielo, però tutto Russo ha alzato gli occhi al cielo. Ma Francesco Russo penso sia... No, dico così, io faccio parte della lista russo.franco, quindi insomma... nessuno è perfetto. No, adesso credo abbia fatto la legge migliore per Trieste, no? Non l'ha fatta lui, ripeto, non l'ha fatta lui, mi ostino. Sì, ma non l'ha fatta lui, l'ha fatta una donna delle dogane. Lui ha avuto lui è stato bravo nell'averla depositata. Certo. No? Però l'idea sarà stata la sua? No. L'idea, la condivisione, il piglio di prendersi e portarla. No, povero, quello che l'ha proposta è morto, no? Era il suo padrino, e insieme a una signora che l'ha studiata per 1 anno e mezzo, giorno e notte, questa roba qua. Bisogna dire la verità, comunque, no? Lui ha avuto il merito di averla depositata e fatta approvare. Beh, insomma, già tanto, diciamo. Sì, ma non dire ma bisogna dire la verità. Però bisogna dire la verità, no? Anni precedenti, ha sbloccato una parte di cui nessuno aveva mai messo becco in questi anni. Ma è indiscutibile. Anche la spiaggia, vedi, è stata una buttata sua e adesso l'ha ripresa a Scocimaro. Quindi qualsiasi idea, secondo me, anche la più bislacca, va affrontata. Poi purtroppo la politica spesso si divide per niente. Sì, quello no? è vero. Questo dispiace. No? È una malattia. Comunque io credo, per tornare ai finanziamenti, no? Eventualmente della cabina, formalmente mi sembra che la partita almeno è chiusa. Da quello che si sente è chiusa. Cioè o si fa o non si fa e fine. Sì. Però io credo che in questo tempo che stiamo vivendo, dove leggiamo costantemente questi report di quanti soldi ha speso l'Italia, dei fondi del PNRR stanziati, eccetera, che non siamo capaci, dico Trieste, guarda anche i soldi. No, però io credo che io credo molto in questo, credo che presentando un'idea alternativa di un certo tipo, andando a parlare negli uffici a Roma, magari facendo dei giri di finanziamenti, non eccetera, è possibile, qualcosa lo stanno cercando di fare, spostare dei fondi di PNRR da determinate realtà in Emilia Romagna,
non è possibile. Adesso per questa situazione non qua, è possibile. C'era scritto sì, questo- anche oggi. Sì, no, ma questo è il problema. Questo è triste però dal È triste, punto ma di non è vista pratico. questo sì, qui sì. non è colpa dell'Italia. No, Questo no, qui certo. sono dei vincoli europei che hanno in quel momento previsto così. Torno a dire, probabilmente... Vi leggo quanto dice Raffaele Fitto: PNRR da rifare, fondi alle imprese, inutile darli alle infrastrutture. Sì, ma no, ma- Cadiamo proprio sul discorso. No. Il ministro: serve una revisione strutturale di obiettivi ormai superati dagli eventi, gran parte del piano non è spendibile, definanziare gli interventi non strategici. Bisogna capire se Esatto. interventi come la cabinovia sono, secondo Fitto, strategici oppure no. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno? Niente. Pronto? Vabbè, proseguiamo, andiamo a leggere una mail. La mail dice: Buondì, può chiedere ai suoi ospiti se conoscono il pensiero della vicina Slovenia nei confronti delle imposizioni europee con spese enormi per l'energia, le auto e le case, se sono d'accordo o perplessi come molti di noi, grazie. Non lo so a cosa ne Ma pensa la Slovenia. in Slovenia, per esempio, tu oggi devi provvedere che le case di nuova costruzione devono essere elettricamente autonome. Per dire una. Hai l'obbligo di prevedere le centraline per la ricarica delle macchine elettriche nelle case. Poi torno a dire, signori, la Slovenia ha 2 milioni di abitanti. Di cosa stiamo parlando? Cioè, è facile modificare anche un bilancio di una realtà come quella. Cioè, noi siamo 60 milioni, non siamo neanche paragonabili. Per noi è tutto complicato. Chiaro. Per questo è importante avere il federalismo, avere l'autonomia per ogni regione, il più possibile. Però la Slovenia, mi rivolgo anche a Sklip, è nell'Europa come l'Italia, quindi tutto ciò che riguarda le case, le auto a diesel, il clima devono stare loro come stiamo noi. Ma lo stanno facendo. Dico. Hanno la stessa situazione. La mail cosa ne pensano? Non so se voi avete, diciamo, il sentiment d'oltreconfine. Loro ci ha già detto un po'. Loro sono morbidi per questo. Sono più morbidi. Secondo Sklip? Ma certamente la Slovenia ha una gestione più semplice proprio per i numeri, insomma, certo. È uno Stato che è grande circa come la nostra regione, insomma, quindi già qui abbiamo capito molte cose, è tutto più snello, più facilmente gestibile, se ci sono dei finanziamenti probabilmente arrivano a destinazione, vanno a buon fine, quindi è molto più semplice. Abbiamo visto in Italia cosa è successo con 110, problemi, blocchi, cessione di crediti, imprese che vanno in crisi, no? Quindi evidentemente anche la buona intenzione evidentemente di dare dei bonus, dei finanziamenti ai cittadini ha creato in realtà, qualcuno ha beneficiato, ma in molti casi ha creato veramente dei problemi molto grandi, uno staglio, sì. E questo è la differenza tra uno Stato snello e uno Stato, insomma, Poi come l'Italia. dobbiamo dire anche un'altra cosa, la Slovenia ha 3 città. No? Certo. Noi siamo pieni di città grandi, sì, abbiamo dinamiche assolutamente non paragonabili, no? Certo. Ecco, l'unica cosa che ci accomuna tutti quanti è che viviamo un stesso territorio. Io mi auguro in un futuro veramente, non fosse altro perché siamo quasi in chiusura, ricordare che per noi sarebbe importante rivivere un'idea di tanti anni fa. La macro regione. Noi la macro regione con la Carinzia, la Slovenia, l'Istria, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, sotto l'aspetto economico, culturale e anche geograficamente dove siamo posizionati in centro dell'Europa, noi potremmo essere veramente uno Stato, o meglio una regione europea assolutamente potente e efficiente. Abbiamo ancora una telefonata prima delle 9, buongiorno. Sono Gabriela. Sì, prego. Largo Barriera. Guardi, io sentire parlare della responsabilità delle slime mi sembra totalmente strano e mi fa un po' arrabbiare, perché il cambiamento climatico non è solo colpa delle slime,
è colpa di tutti noi che usiamo le macchine, che facciamo queste produzioni strane, quindi non è colpa delle slime. E poi usare i soldi per fare mega infrastrutture come un ponte che collega la parte da Sicilia mi sembra anche ridicolo, perché non abbiamo come raggiungere quello e mettiamo più macchine su un ponte, quindi queste cose sono totalmente fuori luogo. Pensare quello, dobbiamo cambiare, mettere un altro stile di vita nostro. Un'altra cosa che volevo dire, abbiamo fatto qua a Trieste dal 2004 al 2008 un'autostrada e 2 gallerie, dal 2004 al 2008, no? Abbiamo fatto quello, tutto Ravoiese, tutto quanto. Qua non si riesce a aprire una galleria in città, più di è folle questo. Questa amministrazione va fuori tutto, e pensare a tutte le altre cose che abbiamo in ballo da fare, no? Da tutto. Fate voi un elenco degli computer che abbiamo in questa città. Grazie. Grazie. Sclip, sulla galleria c'è stata una posizione anche di piazza, che non è il sindaco, ma di gente che è scesa in piazza, le opposizioni. Esatto. Sì, sono stato anch'io sabato a questa manifestazione che è stata fatta in piazza Foraggi, sostanzialmente per simbolicamente, diciamo così, che adesso che la galleria verrà riaperta, sostanzialmente ci auguriamo. Voi vi augurate di no, magari? No, ci auguriamo di sì. Sperate che continui. Ci auguriamo di sì, come la storia del Trump, ma speriamo che ve lo verti. La protesta era simbolica proprio per accomunare in quella protesta per la galleria tutti i cantieri che la signora ha detto fate voi l'elenco, insomma, noi lo sappiamo. Io metto su tutti come problematica e vedo che non si sta risolvendo, vedo che non so neanche se sono arrivati i finanziamenti, li avevo chiesto, non era ancora finanziato all'assessore Savino qualche tempo fa, il ponte verde, quello sulle rive che costringe i tir a passare per via Teatro Romano, via Filzi, via Milano, via Fabio Severo, fino all'università e la strada 1-2 Piccina, cioè c'è una cosa e un traffico allucinante. Però là bisogna dare, se mi permetti, ho seguito la cosa anch'io. Io ricordo il problema è stato che chi ha progettato i lavori ha sbagliato, perché non è pensabile dare l'inizio dei lavori con un progetto di una ristrutturazione del ponte, non tenendo conto che gli operai non possono lavorare distesi, perché prevedeva il lavoro disteso e lavorato sotto il ponte, per dire lì non è colpa della politica, è colpa di chi ha messo in piedi questo progetto. Questo è il discorso, non possiamo darla sempre la colpa agli altri. La galleria di Piazza Foraggi, signori miei, abbiamo vissuto un momento terribile, sia per quanto riguarda si pensava di fare l'ombrico, e sono cresciuti i prezzi in quella maniera e abbiamo visto che non era possibile, diventava antieconomico. Abbiamo avuto i problemi dell'acqua che si pensava di risolvere, ma non è così. Quindi tutte queste cose qua hanno allungato i tempi, poi sai, tutto è molto facile dire la ditta è qua e là. Sapete cosa vuol dire se la ditta per ipotesi fosse fallita in quel momento? Avremmo avuto la galleria chiusa per 4-5 anni. Sì, cioè, dobbiamo stare attenti prima di dire... a Cattinara cosa succede quando si ferma una ditta. Ma abbiamo visto a Cattinara con l'ospedale. Certo. Ecco. Comunque tornando al discorso dei ponti, io... non volevo dire chi ha sbagliato, volevo dire che è un problema molto grave per la città. Ma si dà la colpa al sindaco. Insomma, la colpa al sindaco. La signora ha dato la colpa al sindaco dimenticando che la Schlein era vicepresidente per 5 anni della regione Emilia Romagna ed è lei che era responsabile di tutto il resto. Non abbiamo detto niente, però è così. Però c'è evidenzia questo. Scripo, concludo. No, voglio dire, bisogna trovare una soluzione, perché ristrutturare il ponte vecchio, il ponte verde, eccetera, sulle rive e togliere questo traffico che crea non dei problemi, perché purtroppo vedere passare questi autoarticolati tir in queste vie è allucinante. Purtroppo mi auguro mai avvenga un incidente, però siamo molto vicini, vedo delle scene
pazzesche, dico è un problema della città, di destra e sinistra, risolviamolo, tutto lì. Allora, io saluto Danilo Slokar e Giorgio Sclip e ringrazio per essere venuti qui con noi questa mattina e con i nostri telespettatori. Ho visto in un'inquadratura Gianluca Paladin fuori dai cancelli della Varsila, possiamo vederla anche se... sì, si vede, adesso è un fermo immagine quello che adesso state vedendo, ma nel momento in cui si sbloccherà, ecco qua, vediamo Gianluca Paladin. Gianluca, buongiorno, noi tra poco dopo la pubblicità saremo collegati con te, intanto ci dai un attimo l'anteprima? Sì, buongiorno Bernardo, i lavoratori stanno già arrivando insieme ai sindacati che sono qui da tempo fuori dai cancelli della Varsila, dove appunto le sigle sindacali illustreranno le problematiche che sono emerse nelle ultime ore per quanto riguarda l'ingresso di società per il sito di Bagnoli della Varsila. Ovviamente siamo qui in diretta per documentare quello che succederà e sentiremo anche le voci dei protagonisti delle persone. Bernardo, adesso so che è la pubblicità, dopo le 9 siamo pronti per raccontarvi quello che sta succedendo. A te la linea. Grazie Gianluca, noi ci fermiamo per la pubblicità, ancora grazie a Danilo Slokar della Lega e a Giorgio Sclip, consigliere comunale della lista Russo.Franco, a tra poco. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, 9-6 minuti, lunedì 22 maggio, siamo in compagnia del sindaco di Duino Orisina, Igor Gabrovec. Buongiorno sindaco, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Siamo in collegamento con Gianluca Paladin dai cancelli della Varsila, dove vedo si sta cominciando ad affollare il piazzale. Gianluca, un passaggio con te, poi indicazioni anche alla regia, quanto possibile, ovviamente nei limiti di quello che è la nostra trasmissione, cioè in termini di quando parla Gabrovec, quando abbiamo i collegamenti, cerchiamo di vedere spesso l'inquadratura che illustra proprio l'affluenza, la presenza, la partecipazione di oggi a questo presidio. Gianluca, a te. Sì, Bernardo, siamo presenti proprio per sentire anche quello che verrà detto. Intanto un saluto anche al sindaco di Duino Orisina, pronti per capire anche come illustreranno i sindacati le problematiche che sono emerse in questi giorni, in queste ore. Sul piatto per Varsila, per il sito di Bagnoli, solo l'offerta di H2 Energy, che non è però sufficiente. Adesso ovviamente verranno illustrati anche i discorsi fatti al Ministero, ai lavoratori che sono qui presenti. Devo dire un folto gruppo tra sia operai che persone che comunque appartengono anche agli uffici, insomma, impiegati. Io a questo punto parlo subito con Andrea Della Pietra della FIOM, che ringrazio, qui presente fin da subito. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Cosa ci attendiamo ora? Voi dovrete illustrare le problematiche emerse nelle ultime ore ai lavoratori qui presenti. Non è un momento felice, non è un segreto. No, assolutamente. Oggi c'è questa assemblea con sciopero fuori dai cancelli per dare un po' di più di visibilità rispetto a tutta l'avvertenza in atto. Spiegheremo quello che è successo al Ministero l'altra settimana, cosa ci hanno detto, praticamente niente. Siamo da 3 giorni che usciamo, sono 3 volte che andiamo a Roma e che torniamo indietro senza pugno di mosche. Vedremo adesso, se sentiremo il clima che c'è anche da parte degli lavoratori e cosa potremo fare, le iniziative che potremo mettere in campo nei prossimi giorni. Questa offerta unica è rimasta sul piatto, che però non è sufficiente. Questa offerta unica, che è una start-up di 27 dipendenti con un fatturato minimo, a noi questa cosa non interessa se non c'è qualcosa dietro di più grosso. Sicuramente il governo adesso ha garantito, ha detto che gestirà anche lui l'avvertenza, attendiamo e vediamo cosa succederà. Grazie Andrea Della Pietra. Chiedo anche che poi, se voi sindacati ci aiutate magari a reperire qualche lavoratore o qualche tuo collega, Gianluca, visto che insomma così garantiamo la diretta dalla postazione qui. Anzi, se già hai voglia di mandarci qualcuno, Andrea, ci fai un favore. Grazie mille. Grazie a te. Ecco, ovviamente, dimmi Bernardo. Sì, allora, 2 cose volevo domandarti. La prima è, l'hai già evasa, cioè se era possibile anche avere la voce di qualche lavoratore, le impressioni, la sensazione a caldo di chi vive questa situazione in primo piano, quindi lo hai già fatto anche chiedendo una mano alla sigla sindacale e quindi bene così. La seconda domanda che ti faccio è: sono presenti figure istituzionali e politiche in questo incontro, giusto a titolo di curiosità?
Adesso analizzeremo questa domanda insieme a Giacomo Viola della Wilm RSU Wilm qui presente. Innanzitutto buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti voi e grazie per essere qui a raccogliere la nostra protesta. Noi ci domandiamo anche se ci saranno rappresentanti delle istituzioni previsti oggi per ascoltare, anche per stare vicino alla città. Voi avete ricevuto telefonate piuttosto che notizie in tal senso? No, dei rappresentanti delle istituzioni no, abbiamo avuto dalle altre settimane il massimo sostegno da parte del governo, da parte della regione, nell'assessore Rosolin e del presidente Federica, che al tavolo governativo ha ben dichiarato le mosse cui andremo ad affrontare nel proseguo di questa grave avvertenza. E quindi siamo qui anche per cercare di capire cosa succederà più avanti, perché questa offerta sul piatto non è sufficiente. E poi c'è stata anche quella stranezza che è successo con l'altra, con IMR Industries, che sembrava avesse presentato un'offerta, poi l'ha smentita, poi invece Varzi l'ha detto no, noi l'offerta ce l'abbiamo sul piatto, poi alla fine invece così non è, lei rimane solo H2 Energy. Sembra di averli presi con le mani nella marmellata. Questa è l'ennesima figura barbina che fa un'azienda, oltre all'atto scellerato del 14 luglio del protocollo dei licenziamenti, si arriva sul tavolo per discutere del futuro del sito industriale e un giorno dopo emerge che delle due una non era manco vera. Fa pensare che l'interlocutore aziendale ormai ha finito. Adesso noi abbiamo richiesto la forte partecipazione, il forte intervento del governo per iniziare finalmente una trattativa seria di riconversione industriale. Cosa dicono i lavoratori? Adesso li sentiremo. I lavoratori giustamente, se già erano preoccupati e tesi prima, ora sentendosi presi in giro dall'ennesima buttata a vuoto dell'azienda e il poco interesse di portare avanti il discorso, aumenta solo la tensione e la difficoltà. Grazie Giacomo Viola, grazie. Buon proseguo a voi, grazie. Arrivederci, grazie. Bene Bernardo, io vedo, se mi lasci, dimmi. Sì, volevo fare un commento al sindaco Gabrovec su questa situazione. Sindaco, lei diceva un anno fa, no? Esplose questa... Sì, un anno fa, stavo giusto pensando, l'ha detto il rappresentante sindacale, a luglio era una delle prime mie uscite anche da neo eletto sindaco, ero lì con i lavoratori a metà estate con la fascia tricolore assieme ad altri colleghi per testimoniare il sostegno, l'appoggio ai lavoratori, alle loro famiglie e a tutto anche il sistema economico, perché la Varzila non è l'ultima bottega triestina, è una grande industria che ha assunto tanta gente, tanti lavoratori, se parliamo dell'indotto poi il cerchio è ancora maggiore. Sono anche tanti i miei concittadini che lì lavorano, quindi l'interesse supera di molto l'area di San Dorligo della Valle, che è il comune di riferimento, ma anche quello di Trieste, quindi è un problema regionale e nazionale. E il lato positivo è che la politica a tutti i livelli, a prescindere dai colori politici, maggioranza o opposizione, si è messa fin dall'inizio fermamente dalla parte dei lavoratori, e qui ecco va indicata con particolare attenzione la responsabilità dell'azienda, che in un anno alla fine non è stata capace di produrre delle risposte concrete e serie. Quindi è importante che le istituzioni stiano ben ferme sulle proprie posizioni, perché è una struttura importante che va mantenuta, alla quale va dato un futuro. A Duino Urisina abbiamo una sola industria, la cartiera Giaburgo, oggi Mondi. Qui per fortuna abbiamo un grosso partner imprenditoriale internazionale, la Mondi, che ha messo sul tavolo 200 milioni di euro da investire nei prossimi 2 anni. In comune stiamo accelerando tutte le pratiche burocratiche per modernizzare quell'impianto, che verrà riconvertito e darà non soltanto garanzie ai lavoratori attuali, ma prospettive di sviluppo anche di un'industria del 2000, ecco, un'industria 3.0. Sindaco, dopo ci darà i dettagli su questo, perché è molto importante. Gianluca, torno da te, visto che vedo che hai un'interlocutrice accanto. Sì. Prego. Sì, grazie Bernardo, siamo con Paola Macchetta che lavora qui in Varzila come ingegnere, giusto? Sì, al service. Buongiorno, oggi siamo qui
in un'assemblea che ci servirà per capire cos'è accaduto a Roma, è informativa e noi seguiamo le notizie giorno per giorno dalle varie fonti interne, fonti esterne, il sindacato ci relazionerà, dobbiamo essere attenti a quello che succede sul territorio. Io faccio parte di uno dei gruppi che restano, ma anche il destino dei gruppi interessati alla trasformazione è per noi importantissimo come lo è per il territorio, perché ci vuole solidità e verifichiamola se c'è. Cosa vi aspettate da questa giornata e soprattutto quando vi aspettate una risposta concreta? Le risposte concrete è anche comprensibile che richiedano tempo e quindi meglio attendere le risposte solide piuttosto che correre verso le risposte volatili, e quindi sono le conferme quelle che ci interessano. Chiaro. Grazie, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Provo ad avvicinarmi a dei lavoratori, Bernardo, vediamo se parlano con noi. Signori, buongiorno, facciamo una battuta assieme? Venite, ditemi cosa pensate di questa situazione. Per esempio, lei è in Varzila, da quanto lavora in Varzila? 18 anni. Da 18 anni, e come sta vivendo questa situazione? Non è una situazione facile assolutamente, perché è una presa in giro continua e quindi sta salendo anche la rabbia oltre che il malcontento. Siamo completamente presi in giro da questa ditta, completamente presi in giro. Lei ha famiglia? Sì, è un bimbo di 1 anno e 6 mesi. Ecco. Cosa vi aspettate dalla giornata di oggi? Non ne ho idea, sinceramente. Grazie, arrivederci. Ti lascio sentire, Bernardo, anche quello che dicono ora in assemblea, vediamo se l'audio lo possiamo garantire. Il 14 di luglio ci ha visti fare la prima delle nostre iniziative contro le decisioni di Varzila, non contro Varzila. Contro Varzila è come sparare sulla Croce Rossa, contro quello che vuole Varzila. Il 14 luglio eravamo qua, tutti numerosi come oggi, per iniziare un percorso. Oggi facciamo un'assemblea non di quelle solite, sciopero per dare un segnale, sciopero anomalo, perché di solito si sciopera contro l'azienda. Scioperare oggi contro Varzila è del tutto inutile. Varzila l'abbiamo sconfitta in questi 8-9 mesi di lotte e di conflitti. L'abbiamo sconfitta nel merito, con i richieste, con 15 triestini in piazza, la sconfitta in confronto, tutte volte che ci siamo seduti al tavolo ministeriale. Quindi la nostra lotta oggi non è contro Varzila. Varzila è un soggetto non credibile, allora, non perché lo diciamo noi. Accantoniamo per un attimo in questo momento di presidio fuori dai cancelli per andare in pubblicità. Sindaco, poi abbiamo diverse tematiche da affrontare sul territorio di Duino Aurisina. A tra poco. Non credibile. Noi oggi facciamo una serie. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec. Stiamo seguendo con Gianluca Paladin sul posto il presidio fuori dai cancelli della Varzila per questa giornata di manifestazione. Teniamo anche pur quanto possibile poi le immagini e fra poco risentiremo ancora le parole dei sindacati. Ora sta parlando l'RSU Fabio Canidis in questa apertura diciamo di manifestazione. Ne sentiamo un breve passaggio, poi sindaco le dovevo chiedere del territorio di Duino Aurisina alcuni passaggi. Saputo intavolare questa vertenza. Questa vertenza non si risolve con l'occupazione delle strade, con l'occupazione delle stazioni e così via. Questa vertenza si vince, perché noi siamo sicuri si vincerà, con il confronto, con la serietà, anche con le iniziative che abbiamo messo in piazza nel corso dell'estate scorsa e che siamo pronti, se sarà necessario, a ripetere, ma innanzitutto con il confronto ai tavoli. Ai tavoli
In attesa che si vada a Roma, sicuramente avremo l'incontro, anche se tecnico, con la Regione lunedì 29. È un incontro non sulla reindustrializzazione, è un incontro tecnico sul piano triennale industriale che Wärtsilä ha proposto, soltanto con delle slide. Ecco, quindi lunedì ci sarà un incontro fra i sindacati e la regione, poi vedremo anche da quello la linea comune come si muoverà. Sindaco, siamo alle porte della stagione estiva, chiedo scusa se cambio argomento ma poi torniamo su Wärtsilä. A Duino Orisina, Porto Piccolo, il comprensorio della Baia di Sistiana è stato oggetto in questi mesi di notizia proprio perché si sta preparando la stagione alle porte, così? Beh, a Porto Piccolo abbiamo avuto una situazione simile seppur ridotta nei termini numerici e finanziari. C'è stato un imprenditore che si è dimostrato insolvente, alla fine è emerso un buco di 7-8 milioni di euro nei confronti del proprietario, quindi il gestore non pagava l'affitto per diversi anni, la struttura è stata revocata al gestore, ecco, il primo che ne ha fatto le spese sono stati i lavoratori, una settantina di lavoratori formalmente in cassa integrazione fin da metà marzo scorso, però alla fine non hanno visto stipendi da allora, quindi prima o poi arrivano ma saranno arretrati, ma si può capire bene che una famiglia, qualsiasi famiglia, che siano con bambini o no, che ha un mutuo, che ha degli impegni da rispettare, ecco, e anche la serenità di andare a dormire e svegliarsi la mattina senza avere la certezza di cosa farai e dove sarai tra qualche settimana, ecco, non è una situazione sostenibile. Quindi anche in quel caso quando andiamo a dare in gestione strutture che siano una grande industria come la Wärtsilä, un'industria un po' più piccola come la cartiera di Duino, o anche strutture turistiche che siano alberghi, spa, stabilimenti balneari, dobbiamo fare attenzione che i nostri interlocutori siano interlocutori seri, quindi credibili, con tutte le garanzie, perché senza l'imprenditore serio, solido e con una visione innanzitutto imprenditoriale di ciò che vuol fare e sviluppare, ecco, poi ne fanno le spese quelli che non possono incidere sulle scelte, quindi i dipendenti che però portano il proprio tempo, la propria vita, la propria professionalità che è determinante per far riuscire il progetto, ma sono alla fine gli unici che ne pagano le conseguenze di un progetto che non parte o che fallisce. E si fida ora del nuovo corso? Allora, il nuovo imprenditore, l'interlocutore del fondo che è proprietario di Porto Piccolo, dobbiamo ricordare che Porto Piccolo, il complesso di Porto Piccolo è in sostanza un enorme condominio, non è una frazione a sé stante, è un condominio, quindi una struttura privata che ha individuato un grande imprenditore internazionale, la Minor Hotels, attraverso la NH Hotel che è presente anche in città, che riaprirà l'albergo, ci assicurano nelle prossime, tra qualche settimana, stanno espletando le formalità, così ci riferiscono, io devo purtroppo anche affidarmi delle informazioni che ho, cambiando brand, ci sarà un altro nome per la spa, per il centro wellness, un altro nome per il beach club, un altro nome per l'albergo. L'importante è però che parta, perché anche le poche attività che sono rimaste, la pizzeria, il bar, un ristorante, alcuni negozi, senza l'indotto e senza la presenza di strutture trainanti, ecco, poi ne risentono anche loro. Quest'inverno, nei mesi scorsi, scendendo a Porto Piccolo, non si trovava un servizio igienico aperto né un posto dove bere un caffè, e sicuramente, ecco, quella che si presentava come la Monte Carlo di locale, ecco, non ne traeva beneficio. Poi c'è tutta l'altra parte della Baia di Sistiana, anche lì diversi soggetti, soprattutto privati, che stiamo cercando di mettere in sistema per offrire un sistema Baia di Sistiana che sia completo, attraverso la collaborazione di società nautiche, che sono associazioni, ma anche gestori privati come l'imprenditore di Caravella, i gestori dei chioschi, dello stabilimento di Castereggio, un po' tutti, ecco, che assieme al partner pubblico, perché il comune poi è un po' garante più che gestore, possiamo creare davvero un'offerta turistica che superi anche i mesi estivi. C'è questa voglia di fare rete fra questi imprenditori, queste realtà che lei ha menzionato? Gradirei di più vedere emergere imprenditori locali. Spesso succede che quando bisogna investire si fanno avanti imprenditori non soltanto da fuori comune, ma anche da fuori provincia, fuori regione in tanti casi. Il concessionario dei parcheggi, quello che si è
che ha vinto la gara d'appalto è una grossa azienda che opera a livello nazionale, quindi anche in questo caso non un imprenditore locale. Su Castereggio la spuntata, l'attuale gestore e proprietario di Caravella, quindi un imprenditore più vicino, però ecco, abbiamo altri imprenditori che stanno investendo, io credo che facendo rete anche tra loro, perché investire, che ne so, 5 milioni di euro per uno soltanto localmente può essere una grossa cosa, però mettendo assieme 5-10 imprenditori, creando una rete di impresa, possiamo creare un sistema che supera la stagione estiva, ma anche superi la Baia di Sistiana. Il Comune di Duino Urisina ha tantissime cose da offrire in tutti gli ambiti culturali, storici, turistici, enogastronomici, quindi è un peccato che si vada un po' a spizzico, a macchia, cercando di coltivare piccoli cortili. Credo che stia però crescendo questa idea. Noi stiamo sostenendo anche la necessità, e si stanno muovendo, anzi siamo quasi addirittura d'arrivo, per costituire un'associazione degli operatori turistici di Duino Aurisina. Inizino loro a raccontarci un po' come vogliono collaborare e cosa si aspettano dal Comune. Quindi una sorta di consorzio? Sì, un qualcosa che c'era già, c'era un comitato Rilke nel passato, prima del Covid, che faceva un po' questa cosa. Io voglio avere un interlocutore locale per poi interloquire anche con soggetti esterni. È chiaro che Duino Urisina non è un'isola, per quanto felice o infelice siamo inseriti in un contesto che è transfrontaliero e comunque anche intercomunale, interprovinciale. Però a iniziare a parlare tra quelli che lavorano in giorno, che vivono, investono sul territorio, per me sono i primi interlocutori, con loro voglio immaginare il futuro di Duino Urisina. Beh, insomma, giusto anche dare le voci a chi poi opera sul campo. Passiamo di nuovo un paio di secondi alla Varzila, andiamo a sentire cosa dice Antonio Rodà della Wilm. Una cosa molto chiara, sappiamo che ci sono delle interlocuzioni, perché questo è quello che ci arriva. Non è più tempo di rinvii, di rimandi, i nomi devono venire fuori, non possiamo più permetterci tatticismi, il destino dei lavoratori di Varzila è appeso allo sviluppo di queste trattative e noi dobbiamo guardare un obiettivo che non è solo la piena occupazione di chi oggi resterà senza lavoro da parte di Varzila. C'è una filiera, quella dell'indotto, l'abbiamo detto in tutte le salse. C'è una filiera, un ragionamento di filiera complessiva del nostro paese che sottende, diciamo, quello che oggi garantisce la presenza di Varzila sul territorio italiano, non solo del nostro territorio, della nostra regione, della nostra provincia, ma del territorio italiano. Quindi è importante salvaguardare questo pezzo di industria per il nostro paese. Questo deve essere, come dire, l'elemento che ci guida. Le prossime tappe, le ha ricordate Fabio, saranno l'incontro tecnico, che non è una cosa, sì, è un incontro tecnico, ma è fondamentale perché ci sono 300 lavoratori diretti che rischiano il posto, ma ce ne sono 600 che si sono, come dire, destinati a quelle slide che ci hanno presentato ormai un mese e mezzo fa, quando era? Quasi 2, e voglio dire c'è da preoccuparsi perché lì c'è una cifra, 50 milioni di euro di investimento e poi tutti i ragionamenti fumosi che si capiscono ben poco, ci devono spiegare come intendono mantenere 600 posti di lavoro solo a Trieste del service quando la produzione non ci sarà più. E beh, quindi che vedete che l'avvertenza non, come dire, finisce solo con la questione della reindustrializzazione della produzione, continua con la questione del service perché fa parte di un tutto assieme. Quel tavolo sarà importante perché abbiamo chiesto che venga svolto in una sede istituzionale con la presenza della Regione, dei tecnici della Regione, e quindi abbiamo chiesto il supporto di chi ha anche competenze tecniche per poter giudicare e poter fare analisi sulla bontà di quel piano industriale che noi, lo diciamo da subito, fa parecchio acqua da tutte le parti. Quindi quella è la prossima tappa. È evidente che ci sarà necessità e bisogno ancora del coinvolgimento dei lavoratori molto probabilmente, perché questa avvertenza non finisce qui, non finisce tra una settimana, non finisce tra un mese, è destinata a proseguire nel tempo ed entrerà sempre di più in una fase, come dire, complessa e, come dire, ed importante per la soluzione finale che noi vogliamo sia una soluzione positiva per tutti. Quindi
Altre cose oggi da aggiungere non ci sono. Queste le parole di Antonio Rodà, segretario Trieste Gorizia della UILM. Noi andiamo in pubblicità, poi torniamo. Sindaco, le domanderò anche l'esplosione del turismo in città a Trieste, che riflessi ha anche su Duino Orisina. Abbiamo parlato prima della stagione estiva con Caravella, Portopiccolo, Castelreggio, la Baia di Sistiana, ma c'è anche proprio l'entroterra, insomma, no? Di cui parlare. Quindi di questo e di altro dopo la pubblicità. Tra poco, restate con noi. Siamo in compagnia del sindaco di Duino Orisina, Igor Gabrovec, sempre in collegamento con la Varsila. Ora sta parlando Marco Relli della FIOM CGIL, ma ci arriviamo tra un attimo. Sindaco, prima abbiamo parlato della zona della Baia, quindi la parte a mare. Lei ha detto anche a seguito dello spostamento, della apertura di questa nuova discoteca Base, che prenderà il posto del Cantera, per dirle in soldoni, che anche l'impianto è stato fatto seguendo dei criteri molto importanti da un punto di vista acustico. No, sicuramente la discoteca è una struttura importante, non è un chiosco bar, ecco, no, e quindi certo. Implica tutta una serie di verifiche in termini di sicurezza e rumorosità. Ricordiamo che la zona della Caravella è inserita a margine e sostanzialmente entra nel parco delle Falesie di Duino, quindi con tutta una serie di prescrizioni aggiuntive. Nel frattempo a Duino Orisina è stato approvato il piano rumore, che indica chiaramente quanto chiasso può fare ogni attività, compatibilmente quindi con altre attività. Ciascuno può fare tante cose, ma non può disturbare i diritti di un altro soggetto. In questo caso una discoteca all'aperto che porta la musica a palla in piena notte e non è compatibile, diciamo, con l'attività del campeggio, dove ci sono tanti clienti che hanno la necessità e la voglia e pagano anche per riposare, per dormire la notte. Sono stati fatti dei grossi interventi, ho avuto modo di vederli anche nei giorni scorsi in un sopralluogo informale. L'imprenditore ha investito in pannelli fonoassorbenti e con la musica a palla a discoteca chiusa io stavo a qualche metro seduto nei tavolini vicino e non si sentiva quasi un sussurro. Paragonando, io abito nel paese vecchio, nel borgo storico di Aurisina, sento io di più l'autostrada che sta a diverse centinaia di metri che il rumore che sentivo della discoteca. Quindi mi sembra che la strada sia quella giusta. C'è stato un rinvio, l'ho letto anch'io dai giornali, non lo seguivo in prima persona, in quanto per aprire la discoteca ci deve essere un ok della Commissione Pubblico Spettacolo, che coinvolge, è convocata dal Comune, dal sindaco, ovvero dal suo assessore delegato, nel mio caso l'assessore alla sicurezza, però partecipano rappresentanti della SUGI, dei Vigili del Fuoco, elettricisti, quindi tutta una serie di soggetti che devono garantire in termini di sicurezza che la nuova struttura corrisponda, perché lì ci saranno giovani, ci sarà tanta gente, opererà per tutta l'estate, quindi il tema sicurezza è un tema sicuramente predominante. Dispiace che slitti ancora qualche giorno, però ecco, la documentazione era complessa e chi partecipa a quella commissione si prende la responsabilità di esprimere un parere che deve essere fondato. Ne abbiamo parlato con un imprenditore, i dipendenti non ci perdono niente, perché chi è stato assunto per l'apertura nei termini previsti è già assunto, quindi riceve la propria paga, certo. E l'imprenditore deve tirare un attimo la cinghia. Io spero che passi l'ok della Commissione Pubblico Spettacolo e che anche quel settore della Baia, quindi un'ennesima offerta turistica per i nostri giovani, possa partire più presto. Discoteche mancano. Quando ero io bambino c'erano discoteche un po' ovunque. So che adesso le discoteche non hanno più il ruolo che avevano 30 anni fa, però ecco, avere un music bar accelerato per chi ha piacere nei mesi estivi soprattutto, io credo sia un'offerta interessante per giovani e meno giovani. Poi ci sarà anche tutto quel servizio anche di autobus di navette, è previsto per quest'estate, per chi viene da Trieste, per chi viene da fuori? Era un esperimento che si era utilizzato? Sì, era un esperimento che funzionava fino a un certo punto, adesso vediamo un attimo come impostare la cosa anche con le aziende del trasporto pubblico. In tanti casi si può anche sopperire con bus navetta. Ho visto che i ragazzini, a partire dai miei figli, amici dei miei figli, si stanno organizzando già da soli. Ecco. Ai miei tempi questo non c'era, ma adesso certo. Si prendono un minivan a noleggio, un noleggio con conducente, 10 euro a testa e rientrano anche in tarda notte in sicurezza. Ecco. Forse è
una presa di coscienza delle nuove generazioni che la mia non aveva. Beh, avevamo diversi strumenti, insomma, no? Anche noi. Sì, c'erano meno controlli in strada anche, forse allora. Anche è vero. E c'era forse più offerta a chilometri zero. Scherzi a parte, è importante garantire ai ragazzi il diritto a divertirsi, a confrontarsi con gli altri, a socializzare, diciamo così, ma anche vogliamo vederci riportare a casa sani e salvi e soprattutto vivi. Questa è la priorità. Allora, torniamo un attimo da Varzila, perché sento parlare ancora, in questo caso, uno dei lavoratori, poi parliamo della cartiera nel dettaglio e ancora di più del comune di Duino Risina, non solo della spiaggia ma anche l'entroterra. Sentiamo un attimo chi parla adesso. E anche lì stanno rispettando i tempi, entro il 7 marzo dovevano portare i piani industriali e le manifestazioni di interesse. Attenzione che Confindustria, Agrusti e anche Federica del Friuli Venezia Giulia, il nostro presidente, ha detto chiaramente che la Varzila non può andare avanti così a prenderci in giro, bisogna mantenere la filiera territoriale, noi siamo una fabbrica strategica, ragazzi, ma attenzione, sono sempre parole, l'unica cosa che può fare il governo è aiutare, ha detto, economicamente e finanziariamente. E attenzione che poi Federica ha anche detto, vedi che mi sono segnato, che valuterà la deresponsabilizzazione dell'azienda, perché bisogna restare nei tempi, non si discute di altro, non viviamo ammortizzatori sociali, non viviamo contratti di solidarietà, non viviamo niente. L'azienda è completamente inadempiente. Si sono stupiti molto sia Agrusti che Federica perché lunedì hanno fatto un trilaterale, lunedì della settimana scorsa, ma Christoph Group è sparita dai radar. E tutti quanti si sono chiesti come mai, visto che era quella in pole position per l'acquisto dello stabilimento. Anche lì bisogna stare attenti. Quindi noi dobbiamo capire dove vogliamo arrivare stando avanti. Abbiamo lasciato uscire i motori Fincantieri, abbiamo sciolto il presidio. Il signor Danidis, che era alle mie spalle in assemblea, aveva garantito che il presidio restava come monito finché nessuno facesse il furbetto. Giorni dopo non Ecco, rientriamo anche per... Quindi ragazzi bisogna riaprire il presidio. Ecco, questa è un po' la richiesta, la riapertura del presidio da parte dei lavoratori, anche incalzando i sindacati su questo, ed è uno degli aspetti che proprio la base, i lavoratori hanno richiesto, perché sembra poi che scemi l'attenzione su una cosa man mano che passi il tempo, man mano che il tempo continua a passare, facendo un po' di melina su questa situazione, ma la stiamo seguendo, come avete visto, sia in diretta che con Gianluca Paladini sul posto. Sindaco, sulla cartiera diceva, Mondi subentra, 200 milioni di investimento, quindi un volume interessante. C'è la possibilità di ampliamento, diceva prima, anticipava prima? No, certo, intervengono sulla struttura attuale. Diciamo così, la premessa è che un'industria come la cartiera in quel luogo, in quella location, oggi non si farebbe più, ma nemmeno una rivendita di anguria, credo. Siamo alle foci del Timavo, in un parco naturale, sul canale marino, quindi una zona delicatissima. Ogni incidenza, ogni intervento di qualsiasi natura, tanto più se industriale, viene valutato sotto tantissimi aspetti naturalistici e quindi ambientali. L'intervento del gruppo Mondi va addirittura a migliorare la sicurezza ambientale con un impianto che verrà rimodulato e in parte ricostruito con tecnologie molto moderne e non inquinanti. Verrà convertita la produzione da carta patinata, che vede il mercato in caduta libera già da tantissimo tempo, verrà riconvertita in produzione di cartoncino ondulato. I termini tecnici sono complicati, ma si tratta del cartoncino per le scatole Amazon, per dire, no? Così. Quindi imballaggi che vanno fortissimo. Oggi il delivery è molto spinto, appunto, il mercato va da quella parte. Avranno futuro, quindi un certo tipo di carta e poi sono pronti anche a considerare anche altre zone, perché il comprensorio della cartiera, della vecchia cartiera, è enorme. Adesso come adesso, a vederlo così, sembra quasi archeologia industriale in certi pezzi, perché se entriamo in aziende moderne, industrie moderne o alla cartiera, vediamo che
il tempo l'ha fatta un po' da padrone. Si vede che per qualche decennio non c'era una visione strategico-industriale per il futuro di quell'impianto lì. E infatti da 3 linee siamo arrivati ad una, da centinaia di dipendenti siamo all'osso. Quindi sembrava una morte lenta da troppo tempo. Io da consigliere regionale lo seguivo a vari tavoli, la regione è sempre presente, ma mancava l'interlocutore. Come hanno detto i rappresentanti sindacali, e lo capiscono bene i lavoratori, lo Stato può incentivare fiscalmente, finanziare, sostenere, snellire le pratiche burocratiche, ecco, aiutare in questo senso, ma non può sostituirsi all'imprenditore. Lo Stato non può diventare industriale, imprenditore, commerciante. Il ruolo del pubblico è un altro. L'imprenditore deve fare la propria parte, quindi presentare una visione strategica, industriale, economicamente sostenibile, perché se non c'è profitto non c'è nemmeno lavoro, e poi le cose possono procedere. Noi in Mondi sembra che abbiamo avuto la fortuna di individuare questo soggetto. Ho avuto più volte degli incontri anche con gli altri rappresentanti austriaci e inglesi dell'azienda. Chiedono di accelerare, ecco, per chi non è italiano, per imprenditori extra italiani fuori dall'Italia, hanno sempre l'impressione che la burocrazia sia troppo lenta. Loro hanno fretta di investire e fretta di far funzionare i nuovi macchinari. Dobbiamo spiegargli, ecco, che ci sono delle regole da rispettare, che non sono comunali. Il comune è l'ultimo tassello in questo, c'è il timbro del sindaco alla fine, ma deve passare l'ok regionale e anche nazionale sotto molti aspetti. Però ecco, sosteniamo perché crediamo in questa visione, soprattutto ci sembra, l'impressione e le carte ce lo dimostrano, i conti ce lo dimostrano, un imprenditore che può dare non soltanto il mantenere i livelli attuali, ma soprattutto un futuro industriale e anche ambientalmente sostenibile, che è la sfida del futuro. Quante linee saranno aperte con la nuova proprietà? Ma sostanzialmente una adesso, okay. Una che viene riconvertita, ma si dicono pronti anche a rimodulare e sviluppare l'attività. Dicevo, è un'industria posizionata alle foci del Timavo, in una zona delicata, però è agganciata vicina all'aeroporto, vicina alla ferrovia, vicina all'autostrada, quindi come location va benissimo. Come interessante la Varzila, ecco, io non immagino quel capannone abbandonato a se stesso. Bisogna soltanto individuare un imprenditore come se lo si sta cercando praticamente, perché le proposte non sono giudicate soddisfacenti. Torniamo da Varzila. Quindi ricordando che proprio questo accordo ha permesso che il governo si renda conto di quello che sta succedendo, credo che sia la cosa importante che emerge da tutta questa nostra lotta. C'era qualche lavoratore di Varzila che voleva fare qualche domanda. Eccolo qua. Buongiorno. Io ho due domande. La prima, qualche mese fa il governo ha detto che il governo qualche mese fa ha detto che questo sito è di interesse nazionale e strategico. Ha mai specificato strategico per cosa e interesse nazionale per cosa? Quali sono le attività che loro ritengono strategiche, per le quali sarebbero disposti a fare un passo in più ed aiutare chi potrebbe subentrare? Seconda domanda. H2 Energy è una startup, chiaramente fa paura passare nelle mani di una startup così piccola. C'è bisogno di qualcuno che copra le spalle. Chi sta portando avanti la trattativa con il possibile società che dovrebbe coprire le spalle? Varzila, governo, regione? Posso concludere con una provocazione? 2 anni fa erano state fatte delle lettere di licenziamento a alcuni colleghi perché non avevano adempiuto al loro lavoro, al loro compito. Mi sembra che chi si è presentato al tavolo di lavoro con il governo abbia avuto la stessa linea, non abbia adempiuto al proprio lavoro. Secondo me, Chi è questo? Qualche altra domanda prima delle risposte? Buongiorno a tutti. Allora, noi siamo nel mese di maggio, sappiamo che
succede se la trattativa va, perché ad agosto siamo tutti in ferie, quindi è la situazione giusta che ci portano via i macchinari, tutti gli attrezzi di lavoro, gli ultimi motori, e torniamo a settembre che non abbiamo niente da difendere. Questo volevo sapere. Come procediamo sulla vertenza Varsila su questo sito? Perché se ci portano anche via i macchinari, ci portano via anche i chiodi arrugginiti che ci sono nelle fabbriche. Grazie. Queste le domande. Altre domande? Queste le domande dei lavoratori, legittime per la preoccupazione sulla situazione, macchinari, depauperamento dello stabilimento, la strategicità è dovuta a cosa? No? Si domandavano, Gabroves, lei lo diceva, come la cartiera anche Varsila, la vicinanza delle infrastrutture al mare, al porto, alla ferrovia, a un punto di confine che non è secondario, sono quegli elementi che rendono competitivo il territorio della Venezia Giulia, diciamo un po' per la sua interezza, poi alcuni punti più, alcuni punti meno. Varsila come la cartiera non possono rimanere scoperti da un'ottica imprenditoriale e industriale soprattutto. No, certamente, la strategia sta nella visione dell'imprenditore. Poi certo. È chiaro che un paese come l'Italia non può vivere, non può immaginare di svilupparsi soltanto con commercio e turismo, ci deve essere anche una componente industriale e un'industria di qualità strategica moderna. Da qui non ci piove, quindi i lavoratori hanno il diritto di chiedere risposte. Adesso vedendo le facce sono tutti o miei coetanei 40-50 anni, nemmeno quell'età che dici ci sarà uno scivolo e vado in pensione. Quindi lavoratori con un lungo periodo ancora di lavoro, di prospettiva di vita in quella struttura, difficilmente rinconvertibili, rimodulabili in altre attività. Quindi le risposte ci devono essere. Ecco, io vivo la loro ansia, la loro preoccupazione, che è legittima, e hanno il diritto di chiedere risposte e garanzie alle istituzioni che sono il loro garante. Certo. Senta, Duino Orisina, adesso abbiamo parlato della costa, parliamo del comune. Qual è la situazione al momento, anche presa in mano lei da quando è arrivato a sindaco, per quanto riguarda il tessuto commerciale, il tessuto sociale del comune di Duino Orisina, anche perché abbiamo visto anche dai giornali la spesa corrente e la spesa degli investimenti non bastano mai per soddisfare le richieste della gente e degli imprenditori, dei piccoli artigiani. Assolutamente, allora, le risorse a disposizione del comune non bastano mai, penso soltanto alle cifre che spendiamo in pulizia delle strade, sfalcio in questo momento. In certi casi abbiamo fatto 2 passaggi di sfalcio e comunque c'è l'erba alta in ogni caso. Sì. Abbiamo anche 3 squadre al giorno di ditte anche esterne che intervengono e non basta mai. I cassonetti la domenica sera sono straripanti di ogni tipo di immondizia, e quei cittadini chiedono risposte, chiedono servizi, non si rendono conto sempre che non è semplicissimo darli in modo immediato per quelli che sono i ritmi e le regole che deve rispettare una pubblica amministrazione. Siamo un comune comunque che attrae tantissime persone, tanti residenti anche di un certo tipo. Siamo il comune della provincia con il reddito medio più alto, tra i comuni più ricchi a livello regionale come reddito massimo. Non significa per questo che è il paese dei balocchi, è un comune comunque che ha tantissime cose belle e buone da far vedere, quindi c'è un incremento turistico, come settore economico credo che sia il futuro del comune sicuramente. Io vedo ogni anno nuovi bed and breakfast, nuovi appartamenti, alloggi vacanza, i ristoranti, le attività, le osmizi, gli agriturismi, le cantine, tutti si stanno rinnovando, stanno investendo per arrivare a qualità. Mai un turismo di massa, perché non abbiamo né gli spazi né la vocazione, ma un turismo di qualità che attragga un certo tipo di turista consapevole, che vuol vivere il territorio, conoscerlo, intrecciarsi e trarne anche conoscenze e vantaggi di accrescimento personale. Ecco. È quel turismo che ci piace. C'è una cabina di regia sul turismo secondo lei, anche per coordinare meglio quelle che sono le visite nei vari territori? C'è Promoturismo che sta facendo un grosso lavoro e non è mai abbastanza. Ecco, abbiamo un infopoint a Sistiana che opera tutta la stagione
estiva, e per questo, proprio per dare una cabina di regia che parta dal livello locale, che ho sostenuto la costituzione di questo tavolo comunale turistico per iniziare da noi. Ecco, prima di pretendere dagli altri, voglio che i miei imprenditori inizino a dialogare tra loro e a fare una voce unica nei confronti dell'amministrazione comunale, e poi per passare oltre su cosa può e cosa vuole il comune di Duino Orisina. Sindaco, ha paura della siccità anche quest'estate? Allora, con tutte le piogge che c'erano, in questo momento direi di no. Adesso no. Però il comune di Duino Orisina è stato uno dei maggiormente colpiti dall'incendio della scorsa estate. Abbiamo vissuto un'estate terribile sotto questo punto di vista, un mese e oltre di siccità assoluta, secco assoluto, quindi risorse idriche che diminuivano nei bacini e nei serbatoi, ma soprattutto anche le condizioni perfette. Ecco, c'è stata l'alchimia perfetta per far scatenare la furia del fuoco, che abbiamo visto quando parte non si ferma più, no? Basta la siccità, la natura secca e un po' di vento, che la situazione diventa indomabile. Non fosse per i Canadair avremmo visto radere al suolo dal fuoco tutto il comune in pochi giorni. Cosa ha insegnato questa esperienza? Una prevenzione maggiore, una riserva idrica maggiore, un'attenzione diversa ai campi, anche alle persone? C'è qualcosa che secondo lei si è fatto di più dall'estate scorsa a quella che è alle porte? Beh, sicuramente interventi sulla ferrovia, è stato dimostrato che almeno parte degli incendi sono partiti dalle scintille dei convogli, soprattutto commerciali, che hanno un certo tipo di struttura e sono più pericolosi sotto questo punto di vista. E le scintille partivano dove c'era meno protezione sul tratto ferroviario, quindi sono stati fatti dei lavori di pulizia e di protezione su quei tratti, e abbiamo cercato di sollecitare nei mesi anche invernali anche i privati a pulire il più possibile attorno a casa i boschi, e con una maggior cura dei boschi, ma non è una cosa che si risolve in pochi mesi, è una cultura che deve svilupparsi negli anni. La cura del bosco, della natura, è il primo elemento di garanzia di sicurezza. Da un lato il bosco curato è bello da vedere, bello da frequentare, diventa risorsa economica perché il legno, abbiamo visto, è sempre più pregiato, è anche una risorsa come combustibile. Terzo elemento, appunto, è la sicurezza. Un bosco curato, anche quando brucia, non brucia così velocemente e gli interventi sono più semplici. Assieme al servizio forestale regionale stiamo sviluppando anche un progetto pilota di pulizia dei sentieri per proteggere, diciamo, creare delle barriere in caso di incendio, ma anche per favorire poi il passaggio di mezzi di soccorso da terra. Abbiamo visto però che poi è determinante l'aeronautica, l'aereo, che siano elicotteri o soprattutto i Canadair, sono essenziali in questi casi. Assolutamente sì. Rubiamo qualche battuta dall'intervista che sta facendo Gianluca Paladin. Io ho un mutuo, una persona disabile a casa, quindi non è una delle belle situazioni. Se non ci sarà più niente da fare qua a Trieste, perché finirà l'industria, saremo costretti a vedere se andare via da Trieste, perché qua la realtà è molto triste. Lei è tra quelli che è a rischio esubero, quindi? Certo, io sono proprio della produzione. Lavoratore diretto? Diretto, sì, Varsila. Mi dispiace che perdono una industria di motoristica navale italiana, perché noi parliamo proprio di motoristica navale italiana, che non c'è nessuna fabbrica in Italia. Ce ne sono 3 al mondo, quindi perdiamo anche questa, siamo proprio nel nulla totale. Grazie. Niente. Mi manderesti un collega tuo lavoratore, così raccogliamo altri pareri? Spero che... Questo quanto sta raccogliendo Gianluca Paladin, che vuole giustamente prendere più esperienze possibili anche per dare un ventaglio maggiore di quelle che sono le situazioni singole che racchiudono centinaia di persone, perché poi noi ne facciamo un numero unico, ma dentro il centinaia ci sono storie, chi ha a casa persone disabili, chi vive con magari uno stipendio in famiglia, chi si è spostato per raggiungere Trieste e raggiungere un luogo di lavoro idoneo e ora forse è costretto ad andare via. Sindaco, queste sono le cose che ci fa
dispiacere sentire, perché poi vanno a depauperare un territorio che comunque dopo ne beneficia, perché chi lavora alla cartiera mangia a Duino Risina, paga un affitto a Duino Risina, fa le vacanze magari in Italia, cioè c'è tutto un circuito. Ne soffre il sistema, è per quello che dicevo che non è una questione che interessa i lavoratori, interessa il tessuto sociale ed economico della regione alla fine e nazionale. È paradossale che in un luogo dove c'è la Fincantieri che costruisce le migliori barche per tutto il mondo, continuamente andiamo a vedere boccheggiare o a rischio chiusura un'industria di motori, quindi la pancia, il cuore di quelle grandi, potenzialmente di quelle grandi navi. Forse anche una sinergia tra Fincantieri e questo tipo di industria potrebbe favorire qualche soluzione. Non sono tecnico, immagino ci abbia pensato già qualcuno, no? Non è che siamo tuttologi, però Fincantieri è un fiore all'occhiello, la bellezza culturale è un fiore all'occhiello, le cantine del Carso sono un fiore all'occhiello, i castellieri, i siti della prima guerra, il sito del dinosauro che andiamo anche a sviluppare a Duino. Sito paleontologico importantissimo. Sì, a livello nazionale e internazionale anche quello. Quindi abbiamo tante cose che ciascuna isolata potrebbe essere una bella cosa, è come una gemma soltanto, ma se va incastonata in una corona regale poi diventa un qualcosa di diverso e di più attrattivo. Ecco, noi siamo una grande collana con tantissimi gioielli, con tantissime perle e gemme che vanno curate, lucidate, protette una per una per non inficiare poi il valore della collana stessa. Con questo riferimento prezioso ho pensato all'incoronazione dei reali inglesi. Noi chiudiamo qui la trasmissione. Io ringrazio tanto il sindaco di Duino Risina, Igor Gabrovec, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a tutti voi e buongiorno. Grazie a Gianluca Paladin, se ci sente, per i collegamenti. È adesso in procinto di raccogliere ulteriori testimonianze non solo dalla parte sindacale ma anche dagli stessi lavoratori, come detto, per dare conto proprio realmente della situazione che vivono queste persone costrette all'angoscia di un posto di lavoro con un grandissimo punto di domanda sopra. Grazie a tutti per averci seguiti, arrivederci.